eccezionali che fanno paura ad ogni temporale, piogge che sono sempre più torrenziali. Il cambiamento climatico ci sta abituando a piogge un tempo considerate eccezionali. Il rischio alluvionale è un tema che ormai non interessa solo gli addetti ai lavori, ma coinvolge la cittadinanza, attenta alle previsioni meteo e alle azioni che servono per la sicurezza del territorio. E di sicurezza idraulica e rischio idrogeologico si è parlato a Padova, dove in Piazza degli Eremitani la Protezione Civile ha incontrato i cittadini per sensibilizzarli al tema. Una giornata di informazione con la Protezione Civile e anche tante altre volontarie e volontari di altre strutture. Far conoscere alla popolazione di Padova quali sono i rischi legati all'alluvione e all'emergenza idraulica. Ovviamente oltre a questi appuntamenti siamo anche nelle scuole e in altri spazi. L'obiettivo è quello della comunità resiliente che è consapevole di quali sono i rischi e quindi sa reagire. Quindi un momento in cui educhiamo la popolazione ad i momenti di emergenza. Macchinari e mezzi che si vedono nelle situazioni emergenziali, fatti conoscere alla popolazione, bambini coinvolti in giochi per conoscere i rischi che si possono correre durante i forti temporali. Interventi per il territorio. La Protezione Civile padovana spiega anche il recente intervento in Emilia-Romagna flagellata dall'alluvione, e Padova ricorda i segni della sua alluvione, quella del 2010, che ora grazie ad opere e invasi sembra lontana. Allora siamo collegati con Trieste, dove c'è il professor Filippo Giorgi, fisico del clima, Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Grazie professor Giorgi di essere con noi, perché siamo in stato confusionale completo, mentre in presenza abbiamo Riccardo Mastro Nicola, coordinatore protezione civile del comune di Treviso. Grazie anche a Mastro Nicola di essere qui. Allora professor Giorgi, cosa ci dice? Tante versioni, tutti sanno, tutti dicono, tutti prevedono. Alla fine noi non riusciamo a capire se dobbiamo uscire con l'ombrello o no. Cosa succederà? Prego, professor Giorgi. Allora, intanto bisogna andare a distinguere fra le previsioni meteo e quelle climatiche, no? E adesso ci sono degli organismi predisposti a fare le previsioni meteo, quindi bisogna seguire quello che dicono questi organismi, se domani pioverà o dopodomani pioverà. O no. Quello che io posso dire è che, come appunto si diceva in quel filmato che abbiamo visto prima, è che dobbiamo, non dico abituarci, ma sicuramente a causa di questi cambiamenti climatici che sono in corso ci saranno sempre di più eventi come quelli che sono stati descritti, quindi eventi con piogge molto forti, che possono anche diventare di carattere alluvionale. Basta l'esempio dell'Emilia Romagna. In Emilia Romagna io sono stato a Faenza a fine settembre, stavano ancora recuperando dall'alluvione dello scorso anno ed è venuto un altro. Purtroppo questa è la situazione. Dobbiamo anche abituarci, sembra paradossale ma non lo è, ad eventi siccitosi più lunghi. Se lei ricorda, l'estate è stata una delle estati, se non l'estate più calda di sempre. Sarà un caldo davvero micidiale e anche questo è qualcosa che succederà sempre di più. Quindi da un lato abituarci ad eventi siccitosi sempre più importanti e dall'altro anche eventi alluvionali. Poi la parola abituarci non è una bella parola, perché non è che non si possa fare niente per contrastare questi eventi. Da un lato, appunto, come si diceva nel filmato, bisogna attuare così delle opere per contenere quello che può succedere, dall'altro bisogna anche curare le cause di quello che sta succedendo e quindi limitare i cambiamenti climatici con la riduzione dei famosi gas serra. Allora, professor Giorgi, io ho diverse persone che mi chiedono, quando ho questi ospiti come lei competenti, che sanno, che hanno studiato, se tutte queste guerre, anche vicino a casa e non solo, ma anche lontano a macchia di leopardo, possono incidere nel clima anche in futuro. Questi razzi, queste bombe, perché nessuno ci dice niente, sembra che sia tutto tranquillo. Lei cosa dice, professor Giorgi, a queste persone che mi hanno chiesto di farle questa domanda?
Allora, queste guerre che sono guerre abbastanza localizzate, non credo possano avere effetti sul clima globale a lungo termine. Quando io ero studente ho lavorato, ho fatto la mia tesi di dottorato, all'epoca ero negli Stati Uniti, sugli effetti climatici delle guerre nucleari. All'epoca era ancora il tempo della guerra fredda, quindi si ricorda, lei è troppo giovane, magari non se lo ricorda, ma si parlava addirittura di guerre nucleari e quindi si studiava anche quali potessero essere gli effetti di queste guerre sul clima globale. E allora insomma scoprimmo che guerre nucleari di grande scala potevano avere in effetti degli effetti duraturi sul clima di diverso tipo da quelli che stiamo vedendo oggi. Queste guerre di carattere locale non credo che possano avere effetti globali, possono avere effetti sul clima locale perché iniettano in atmosfera grandi quantità di particolato, di fumo, innescano degli incendi e questi hanno degli effetti locali, ma a livello globale direi di no. Allora, professor Giorgi, un'altra domanda è la prevenzione, perché siamo sempre là, ricercatori, scienziati, sono anni che dicono che bisogna fare prevenzione, bisogna stare attenti. Le sembra che venga fatto abbastanza oppure questo cambiamento climatico, qualche politico dice addirittura ma non è vero, non esiste, ecco, quello è quello che sentiamo. Ecco, invece con la prevenzione sarebbe molto importante, si potrebbe fare molto di più, basta vedere anche cosa è successo anche in Emilia con le monoculture, tutto allagato, questi campi veramente incredibilmente che non assorbono più. Ecco, questo clima, ecco, quelli che dicono non è vero che c'è un cambiamento climatico, cosa risponde lei, professor Giorgi? Rispondo che o sono ignoranti o parlano in malafede, perché ormai è una cosa assodata, conclamata che i cambiamenti climatici sono in atto, li vediamo tutti i giorni, ma sono i dati scientifici che ce lo dimostrano. Adesso non è che sono io che me lo devo inventare, si possono leggere i rapporti fatti dalle Nazioni Unite, dai migliori gruppi di scienziati nel mondo e la situazione è che i cambiamenti climatici sono in atto, il riscaldamento globale, poi tutte le conseguenze di questo riscaldamento è una conseguenza appunto questi eventi meteo sempre più forti, sempre più potenti. La spiegazione è molto semplice: in un'atmosfera più calda c'è più energia e c'è più vapor d'acqua, quindi quando piove tende a piovere più forte e questa è una cosa che ci dobbiamo aspettare. Tra l'altro le acque del Mediterraneo quest'anno erano caldissime e questo fenomeno tende a rafforzare le perturbazioni ed è quello che è successo adesso in Emilia-Romagna appunto un paio di settimane fa. La prevenzione, prima di tutto bisogna, secondo me, mettersi l'anima in pace e ammettere che siamo in questo trend di cambiamento climatico e che quindi qualcosa va fatto. Da un lato bisogna cercare di contenere questi cambiamenti climatici tramite la riduzione delle emissioni di gas serra, la famosa transizione ecologica. Ma quello è un problema non solo locale, ma un problema internazionale molto complesso che coinvolge non solo l'Europa, ma anche tutte le altre nazioni e così via. A livello locale, le rappresentanti della protezione civile, bisogna rendersi conto che questi eventi saranno sempre più importanti e quindi soprattutto nella cura del territorio bisogna essere molto attenti a come gestirli. Per esempio io ho sentito che appunto in Emilia-Romagna dopo l'alluvione dello scorso anno alcune delle opere che bisognava fare non sono state completamente fatte e che quindi anche quest'anno ci siamo trovati davanti alle stesse problematiche. Adesso io non sono un tecnico sulla protezione civile, lascio ai tecnici parlare, l'importante è ammettere che questo sarà un problema sempre più grave, non ci si può bendare, chiudere gli occhi e dire ma vabbè, queste cose sono sempre successe, perché sarà sempre peggio se non facciamo qualcosa.
Grazie professor Giorgi veramente per essere molto chiaro. Prevenzione sì, ma bisogna farla però non solo a parole, bisogna farla anche nei fatti e realizzare le opere che servono a prevenire. Allora, Riccardo Mastronicola, coordinatore protezione civile del Comune di Treviso, sentendo il professor Giorgi che è un esperto competente, cosa le viene da pensare? Perché poi quando voi uscite è un disastro totale quello che trovate, e se non è stata fatta prevenzione con le giuste strutture e con i mezzi che si dovevano mettere per cercare di arginare questa acqua, non ce n'è per nessuno. Però lei raccontava anche una cosa, la racconti con l'episodio dei sacchi di sabbia cosa è stato risposto, perché anche noi ce la mettiamo un po' tutta per non capire che anche noi dobbiamo mettere la famosa goccia nell'oceano. Allora prego Mastronicola. Ma ricollegandomi a quello che ha detto il professore, che ha detto le parole giustissime e sacrosante, qua bisogna parlare di prevenzione e previsione, perché sono i due tratti capisaldi della protezione civile italiana. Fare prevenzione e previsione non è la stessa cosa. Prima bisogna fare delle opere, bisogna mettere in cantiere, e diciamo questo non può fare il volontario, non può fare il volontariato, ma deve farlo chi di dovere, perciò gli enti preposti che stanno facendo, sono tutti calendarizzati, però giustamente stiamo anche vivendo un momento un po' particolare anche a livello economico. Sicuramente le opere di mitigazione, come noi le chiamiamo, sono opere primarie e sono quelle che possono consentire di avere meno danni in caso, come diceva il professore, di alluvioni. Quello che è successo in Emilia sicuramente è stato una ripetizione dell'anno scorso. L'anno scorso avevamo mandato 2 squadre nello stesso posto dove erano, che sono rientrati settimana scorsa, che è a Brisighella, e hanno trovato lo stesso problema che avevamo trovato l'anno scorso. Questo noi come volontari non puntiamo il dito su nessuno. Noi quando veniamo chiamati dobbiamo rispondere e portare aiuto alla popolazione, perché il nostro fine è portare aiuto alla popolazione che già aveva perso tutto l'anno scorso e ha riperso tutto ancora. Calandoci, come diceva appunto il professore, a livello territoriale, perciò io posso tranquillamente parlare per la città di Treviso e anche la provincia, noi come città di Treviso le opere di mitigazione sono state fatte e sono già calendarizzate anche col PNRR, diciamo, nella città di Treviso e non solo, si stanno cercando di fare alcuni lavori che poi potranno nel lungo periodo portare, diciamo, a calmierare i problemi. Quello che è successo l'altra notte proprio su Treviso, la bomba d'acqua che è scesa praticamente l'acqua di un mese, e noi io sono stato in servizio per circa 30 ore perché, diciamo, anche noi come personale avevamo delle squadre a Brisighella e perciò ho dovuto per forza rimanere di presidio al COC di Treviso. Voi dovete pensare che erano anni che nella città di Treviso non si usavano le idrovore. Io l'altra notte ho dovuto usare l'idrovora perché talmente era l'acqua, che ho dovuto azionare l'idrovora in uno scantinato. Ecco, quello che si può dire è questo: ci sono tante case che stanno costruendo, nascendo, ed è giusto perché ci sia un rinnovo, ci sia lavoro soprattutto, però quello che noi chiediamo è quello che tutte queste nuove concezioni di fare le case siano comunque seguite, e sicuramente saranno seguite perché c'è il piano urbanistico del Comune di Treviso, ma non solo del Comune di Treviso, seguono determinate regole, perché fare dei garage interrati bisogna mettere le pompe. Bene, io ho usato un'idrovora su una casa nuova di pacca, non dico la via, ma a Treviso, dove garage bellissimi, e le pompe non funzionavano. Se non funzionano le pompe quando serve l'acqua, cosa hanno messo le pompe in blocco? Tutto, sono varie cose che possono succedere. A quello che hai detto tu, Mirella, noi ci siamo attivati come gruppo comunale e da sabato stiamo consegnando i sacchi di sabbia a chi ne fa richiesta. Possono fare richiesta sulla nostra pagina Facebook oppure scrivendomi a me nella mia pagina email, che è coordinatorepctreviso@gmail.com. Verrete contattati da me e da domani partiamo con altre consegne di altri sacchi alla gente che ne ha fatto richiesta. Io sabato sono andato da un signore, ho dovuto portare dei sacchi a delle persone anziane, gli ho lasciati, gli ho fatto anche vedere come si mettevano. Un condomino mi ha detto: sì, ma dopo che io li ho usati dove li smaltisco? Dico: signore, noi li portiamo, li faccio vedere come mettere, una volta che sono inzuppati di acqua li prende e li porto al CERD, non è che c'è tanta strada.
Questo signore qua, allora a questo punto, non so, ci penserò. Avete capito perché ho fatto dire l'esempio che ha vissuto il nostro Mastro Nicola. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto dico l'acqua che ho vissuto tutta la vita perché sono veneziano e 80 anni fa avevamo l'acqua alta lo stesso come l'avevamo adesso. E dopo avremo da pensare, una volta i contadini mettavano i fossi, metteva tutti i canali che aveva per i campi, li tendeva a sua roba e a sotterra. Adesso non interessa più nessuno perché gli dà la possibilità di fare case sugli argini dei fiumi. E cosa ne mi cerca? Ma chi che sa, chi che non sa, cosa vuol dire? Come i sani non fa niente. Chi che ha il potere in mano, che ha i soldi, che ha deciso di fare un palazzo nel Cile, lo fa. Perché per fare gli uomini, ma siamo noi altri che dobbiamo portare questo scompenso nella terra. Perché dico tanti anni, prima non c'era, anche la quarta che c'era, ma periodicamente non c'era 200 volte l'anno. E allora bisogna che noi altri gli insegniamo ai nostri figli usare il suolo che d'opera, perché è già da stare anche per gli altri. E invece se fa il caso sul concurso, se fa qua, vogliono tutto. L'acqua non filtra più, perché non c'è più spazio. I fiumi in codica tombai tutti, i canali e robe, tutti tombai. Che cosa non mi cerca? Grazie Rinaldo, molto chiaro, vado avanti perché vediamo anche questo video che è arrivato da Trieste, cambiamento climatico, presentazione, segnali del clima 2024. Andiamo a vedere e a sentire, poi commentiamo col professor Filippo Giorgi. Fino all'85, circa il 1985, nelle Alpi Giulie in alta quota la temperatura aumentava ad un ritmo di circa 7 decimi di grado al secolo. Dal 1985 ad oggi questo ritmo di aumento della temperatura è passato a quasi 4 gradi a secolo, non decimi ma gradi a secolo. Le parole del glaciologo Renato Colucci rendono l'idea una volta di più di quanto sia importante mantenere alta l'attenzione in merito alle problematiche collegate al clima. Oggi in Regione è stata presentata l'edizione 2024 di Segnali dal clima in Friuli Venezia Giulia, realizzata dal gruppo di lavoro tecnico-scientifico Clima FVG, coordinato dall'ARPA. La pubblicazione non è un report sullo stato del clima in Regione, ma un segnale. Cosa sta accadendo? Quanto è importante prendere coscienza, come la società, la pubblica amministrazione e il mondo scientifico si stanno attivando. L'obiettivo della Regione è raggiungere il Green Deal europeo 5 anni prima del 2050, quindi facciamo i compiti di 5 anni in 4 e quindi anche in questo senso noi andiamo a dare tutti gli strumenti. La mia politica è sempre quella, non andare dietro all'opinione, al parere del comitato di qua o comitato di là per prendere un voto in più, un voto in meno. L'obiettivo di un buon amministratore deve vedere lungo, non alle prossime elezioni amministrative, non nelle prossime regionali del 28. Il 2023 è stato il terzo anno più caldo mai registrato in Friuli Venezia Giulia. Gli esperti che hanno collaborato alla pubblicazione accompagnano chi leggerà Segnali dal clima in un percorso che parte dalle montagne e si snoda seguendo il fluire delle acque attraverso la pianura per arrivare alla laguna e al mare. A scala di 500 x 500 metri, quindi proprio la scala tipicamente di interesse per i comuni, è possibile vedere come sarà il clima del futuro nella nostra regione in funzione di quello che sarà ad esempio il clima se riusciremo a rispettare gli accordi di Parigi. Dunque, il recente riscaldamento globale ha un effetto sul livello del mare perché ne determina l'aumento. Per la fine del secolo qualche decina di centimetri di aumento del livello medio è ragionevole. A Segnali dal clima hanno collaborato l'ICTP, l'OGS, il CNR, le università di Trieste e Udine e la stessa regione. Allora, professor Giorgi, penso che più chiaro di così non si può. Il problema è che per fare questo bisogna investire, non c'è niente da fare. Bisogna investire molto per dare questa sicurezza in parte al territorio. Un territorio poi fragilissimo. Prego, professor Giorgi. Sì, allora intanto devo dire questo Segnali del clima ho contribuito anch'io, quindi conosco molto bene questo documento e anche i colleghi che hanno parlato.
In effetti il territorio del Friuli è tutto il Mediterraneo, a dire la verità, è quella che noi chiamiamo una zona calda del riscaldamento climatico, una zona che per vari motivi è più sensibile di altre zone a questo riscaldamento globale, e quindi per la nostra zona più magari che altre bisogna, come si diceva prima, pensare un po' ad un futuro non dei prossimi 2 o 3 anni, ma dei prossimi decenni. Il problema del dissesto idrogeologico è un problema fondamentale che va affrontato, io penso, in maniera rigorosa, perché sarà sempre più grave. Anche il problema delle siccità, di cui magari in questo momento non se ne parla molto perché appunto veniamo da alcuni fenomeni alluvionali, ma lei ricorderà bene che l'anno scorso abbiamo avuto una siccità unica. Io ricordo di aver parlato con il responsabile delle risorse idriche del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli, ricordiamo, forse la regione più piovosa d'Italia, quindi non ha mai avuto problemi di acqua. E invece, appunto, in quel periodo siccitoso le falde acquifere per la prima volta sono andate giù del 30%, e questo signore con cui ho parlato era letteralmente disperato. Ha detto: se succede anche il prossimo anno il Friuli è in ginocchio, e come il Friuli penso anche il Veneto, anche altre regioni. E per fortuna l'anno successivo insomma ci sono state piogge un po' più consistenti, quindi il problema non si è ripetuto, ma il rischio è sempre lì. Quindi questa deve essere, secondo me, una priorità di tutte le regioni, perché i problemi ambientali, che poi non sono solo i problemi climatici, c'è il problema dell'inquinamento, della qualità dell'acqua, dell'aria e così via, saranno i grandi problemi delle prossime decadi. È vero, ci sono guerre, ci sono crisi economiche e così via, ma tante di queste sono causate, le migrazioni per esempio, e tante di queste sono causate anche dai cambiamenti climatici e dai problemi ambientali. Quindi dobbiamo veramente cambiare. In Italia abbiamo un po' questo difetto di mettere l'ambiente sempre per ultimo, no? E di pensare che non sia un grande problema. Almeno questa è l'impressione che ho io quando sento parlare la politica. E invece adesso deve essere portato, deve andare sulla ribalta. È una delle cose più importanti che dovremo affrontare sia noi sia i nostri figli. Quindi cos'è che la preoccupa di più, professor Giorgi, proprio vedendo anche il comportamento della politica, come dice lei, che sente ma non ascolta, eppure i segnali li date? Ecco, voi potete fare una previsione del clima futuro, eppure nonostante questo, come dice lei, qualcuno non ascolta, e chi di dovere che dovrebbe intervenire. Prego, professore. Purtroppo quello che io ho notato in tante nazioni, ma soprattutto anche in Italia, che a volte si tende a politicizzare il problema ambientale. Detta, diciamo, in parole povere, l'ambiente è un problema di sinistra e il non ambiente è un problema di destra. Gli ambientalisti sono quelli che dicono sempre di no, e lì si crea questo muro. In realtà questo non è vero, cioè l'ambiente è di tutti, è della sinistra come della destra, e questa politicizzazione sicuramente non aiuta. Secondo me occorre un dialogo maggiore fra le forze politiche, occorre ascoltare la scienza, ma io le dico, io sono convinto che siano pochi ormai quelli che veramente pensano che non ci sia il cambiamento climatico, non ci siano i problemi ambientali. A volte sono posizioni strumentali, un po' così per seguire, non so, l'onda di quello che la gente può pensare e così via. Bisogna rendersi conto che questo è un problema fondamentale, è un problema di tutti, ripeto, della destra e della sinistra e così via, e va affrontato. Le soluzioni tecnologiche ci sono, come il collega della protezione civile sa bene, e quindi bisogna implementarle. Questo richiede degli investimenti, quindi bisogna convincere la finanza
e gli stati a mettere questi investimenti. Ci sono dei segnali positivi a questo riguardo, io lavoro anche in diverse banche e così via, ho dei progetti di carattere ambientale, quindi anche la finanza si sta rendendo conto di queste problematiche. Oddio, se battono un colpo più forte lo sa lei, ma è bello saperlo anche noi che sappiamo queste cose, che si sta cercando di investire, perché c'è la trasparenza sull'informazione, quella che veramente dovremmo sentire, non c'è. Se lei non ce lo dice noi non l'abbiamo mai sentito, che c'è questa propensione per aiutare anche l'ambiente investendo. Mastro Nicola, cosa dice? Sentendo le parole del professor Giorgi, io sabato ho avuto il dottor Tullio Fabio di Lega Ambiente, referente giovane. Io credo molto sui giovani, loro hanno veramente a cuore l'ambiente, inutile che ce la giriamo, sono quelli che si espongono di più, quelli che cercano veramente di dare anche delle risposte, oltretutto sono preparatissimi. Mi è dispiaciuto della telefonata di quella signora, secondo me anche diversamente giovane, che ha detto, come dice il professor Giorgi, smettetela di dire sempre no, voi ambientalisti andate a pulire i fiumi, pulite i canali, cosa fate, cosa aspettate? Ecco, perché questo? Perché arriva dell'informazione sbagliata, come dice il professor Giorgi, gli ambientalisti sanno solo dire no, invece non è vero, sono persone preparatissime, grazie a loro invece se salvaguardiamo anche l'ambiente in parte. Prego, Mastro Nicola. Ma noi siamo, molto legati anche all'ambiente, in quanto se l'ambiente è salubre noi siamo tranquilli, facciamo i nostri addestramenti, perciò noi siamo sempre pronti comunque a intervenire. Se l'ambiente ha qualche problemino e ultimamente ce l'ha, come diceva anche il professore... Chiamalo problemino. Allora, noi siamo sempre in prima linea, insieme ai vigili del fuoco. Ecco. E sicuramente negli ultimi decenni ne abbiamo avute abbastanza di questi problemini su quanto riguarda il problema idrogeologico. Come ha detto anche prima il signore intervistato in modo telefonico, diceva che i vecchi contadini pulivano i fossi. È vero, una volta si aveva la cultura di pulire i fossi. Questo mi collego con quanto invece ha detto nel servizio di apertura, credo il funzionario della provincia di Padova, se non mi ricordo male, la resilienza. La resilienza è una cosa molto importante che si lega a tutto quello che è il nostro mondo della protezione civile e perciò si lega anche all'ambiente. Il pulirsi in metro per metro al di fuori del proprio territorio, del proprio portone, è resilienza. Cioè voi non dovete aspettare che venga Contarina, io parlo di Treviso che c'è Contarina, o Savno o vari consorzi di bonifica o la protezione civile o il vigile del fuoco che vi viene a pulire la caditoia. No, signori, questo non è possibile, perché se voi pensate che solo nella città di Treviso abbiamo 80.000 caditoie, noi come possiamo fare? Noi siamo in 70 uomini, i vigili del fuoco sono altri 150, cioè come si fa a pensare a una roba del genere? Perciò ci sono le aziende preposte a farlo e lo fanno. Ma la resilienza e anche il mondo ambientalista passa anche da questo, curarsi il proprio orticello. Come si cura per farsi il pomodoro e poi farsi la salsa? Bene. Adesso è il periodo autunnale, le foglie cadono e cadono per strada, soprattutto quelli che hanno le villette e hanno gli alberi che tendono con la chioma. Bene, se cadono per strada, non lasciatele là in strada. Una scopatina tutti i giorni, non è un problema, le raccogliete e poi c'è il conferimento al CER. Ma il problema è che onestamente qualcuno gli piace a vedere tutto bello, però dopo quando è nei problemi come l'altra notte che avevamo la città allagata, ma i tombini, sì è vero, i tombini non pescano, ma io posso garantirvi che c'era una marea di foglie che circolavano perché iniziano a cadere, ok? Perché il piano di pulizia delle caditoie è fatto non solo nella nostra città ma anche nelle altre città in modo calendarizzato dalle aziende giustamente preposte per farlo, perché loro aprono i tombini, vanno con l'aspiratore e li puliscono, ma all'interno vi posso garantire che all'interno di alcune caditoie che si formano, poi voi sicuramente i professori può assolutamente essere più incisivo su quello che sto per dire, quando cade la foglia o comunque cade il polline, cade un seme, il seme cade nella caditoia. Col tempo, questa caditoia, nascono degli arbusti. Sì. Dove si può pulire, si pulisce e rimangono pulite. Però se la gente che ha la caditoia vicino, proprio che esce di casa, c'è la caditoia, se la pulisca.
non apra, non si bisogna aprirle, ma bisogna solo unicamente scopare vicino e buttarsi via le foglie, non buttarle dentro, ma solo raccoglierle. Stessa cosa adesso che andremo, perché vi dico anche questa, in una delle tante emergenze una signora mi ha detto che quest'anno ci sarà tanta neve, perché sono le tradizioni che dicono che estate calda, neve tanta, qualcosa del genere mi ha detto. Bene. Speriamo di no, è anni che a Treviso non nevica prettamente nelle nostre città. Meglio, perché non siamo mica tanto preparati. Non siamo abituati, ecco. Ma anche questo vuol dire che se dovesse nevicare non aspettate che vi venga lo spazzaneve sotto casa. Cioè, in spazzaneve ci sono dei piani comunali per quanto riguarda il piano neve, ma prima di tutto si puliscono le scuole, gli ospedali, cioè dove c'è effettivamente maggior afflusso di persone e dove c'è bisogno che ci sia subito pulito. Ma la stradina piccolina, signori, quella pian pianino ci arriviamo, però visto che andiamo contro l'autunno, oggi l'ultima giornata di settembre, infatti io sono in arancio, il sole è bellissimo perché da domani ci sarà un'altra temperatura, un altro clima, ecco, sta cambiando veramente. Allora, professor Giorgi, ha sentito Mastro Nicola che ha detto, questa signora ha detto che ci sarà tanta neve, tanto caldo, tanta neve. Lei sta sorridendo, cosa vuole dire, professore? Allora, con tutto il rispetto per le previsioni fatte dalle esperienze, è molto difficile fare previsioni stagionali per l'area del Mediterraneo. Cioè dire se la prossima stagione pioverà molto, pioverà poco, sicuramente si può dire che sarà più calda perché tanto quello è il trend, quindi quello è l'andamento e quindi è facile dire che sarà calda. Però se sarà molto piovosa, se c'era molta neve, onestamente è difficile dirlo, è una previsione molto diversa da quella climatica. Volevo dire, se mi consente, due parole su due cose che sono state dette prima. Il primo è questa storia che gli ambientalisti dicono sempre di no. Questo è un luogo comune veramente un po' assurdo. I cosiddetti ambientalisti, perché poi gente come tutti gli altri, dicono di no a cose che non hanno alcun senso. Che ne so, costruire agli argini dei fiumi oppure gli ecomostri, eccetera. Queste sono cose che non hanno senso, che vengono fatte solamente per interessi economici o quel che sia. Poi succedono i disastri naturali, come il collega della protezione civile sa bene, e la gente si lamenta. Quindi io direi che questo luogo comune deve essere abbandonato, le cose vanno discusse per quello che sono. Il secondo è sul coinvolgimento dei giovani. Io vedo sempre più giovani che sono coinvolti in queste problematiche ambientali. Volevo solo menzionare che qualche giorno fa sono stato al Festival di Slow Food a Torino, appunto sull'agricoltura sostenibile, e lì c'erano tantissimi giovani che cominciano a occuparsi più di agricoltura, delle problematiche legate all'agricoltura, anche dal Veneto. C'erano dei padiglioni molto belli anche del Veneto, quindi veramente mi sono rincuorato perché ho visto un grandissimo impegno anche da parte dei giovani per quello che poi è il loro futuro. Quindi sfatiamo questi due. Ha fatto bene, professor Giorgi, a supportare quello che ho detto, ha fatto proprio bene, perché io li difendo tutti. Pensi, professor Giorgi, che quando ho i sindaci, io li ho quasi sempre, tutti i sindaci, perché sono quelli forse più in prima linea nel territorio dove il cittadino si rivolge, e dico sempre, forse oltre le quote rosa, se mettete all'interno delle giunte le quote verdi fatte da queste persone competenti e brave, forse vi trovereste meglio anche voi, perché veramente possono dare in là anche quello che potrebbe essere un danno limitato. Cosa ne pensa Mastro Nicola, le quote verdi all'interno delle giunte? Perché veramente sono preparati, sanno quello che dicono. Giustamente il professor Giorgi, non è che dicono no perché vogliono andare contro, cioè dicono no perché non va bene fare quella cosa in quel posto. Prego, Mastro Nicola. Ma io la vedo da volontario. Per me qualsiasi giunta sia, l'importante è che faccia bene il suo lavoro
e molte giunte lo fanno assolutamente, non posso dire né giunta rosa né giunta verde, io sono volontario e sono a servizio della popolazione, qualsiasi sia la composizione della giunta non spetta a me dirlo, poi se ci sono più ambientalisti o meno ambientalisti, l'importante è che fanno il loro lavoro e che sicuramente lo fanno bene e possono mettere a disposizione della popolazione il loro sapere, e poi che sia uno di una cosa, uno di un altro, a noi pare non è un problema. Mastro Nicola, lo diciamo perché purtroppo noi vediamo, come giustamente dice lei, non tutte, però noi vediamo molte giunte che hanno degli assessori che non sono competenti, perciò devono avvalersi di altre figure perché così funziona. Le segreterie hanno deciso di far diventare magari assessori persone che non sono neppure magari state votate, non sono competenti di quell'assessorato, e perciò poi i danni si vedono. Il problema è che la politica passi, i danni ce li paghiamo noi, perché quando il sindaco fa una lista sa benissimo dove andare a parare con gli assessorati e chi mettere. Il problema è che molti non ascoltano e giustamente il professor Giorgi ha detto che è un territorio molto fragile e lei capisce bene, se non ci fidiamo anche dei sindaci con delle persone competenti può succedere di tutto. Io mi ricordo Posso dire una cosa? Sì, finisco solo, poi le do la parola al professor Giorgi. Sindaci che si sono tenuti l'urbanistica, perché urbanistica vuol dire piani regolatori, e non sapevano neppure cosa vuol dire urbanistica, però urbanistica per loro era piano regolatore. Sì, ma se tu mi fai un piano regolatore che non sei competente e guardi solo la parte politica, poi i danni ce li ciucciamo tutti noi. Prego, professor Giorgi. Sì, io giusto un commento brevissimo sulla questione delle quote verdi. Io penso che lei per quote verdi non intendesse quote ambientaliste, ma intendesse quote giovani, giusto? Esatto. Allora, io ho riflettuto molto su questo e secondo me, sono molto d'accordo con lei, secondo me ci dovrebbe essere una quota verde, perché ormai le decisioni che noi prendiamo sono decisioni che possono influenzare il futuro per molti anni, e il futuro non è nostro, il futuro è loro. E quindi è giusto che anche i giovani abbiano parola, abbiano un ruolo attivo nel prendere le decisioni. Quindi io supporto al 100% la sua Grazie, proposta professor di Giorgi. avere quote Ma giovani. penso anche Mastro Nicola, perché anche quando ci sono queste emergenze i primi a partire sono i cosiddetti angeli del fango. Chi sono? Sono giovani che partono da casa per cercare di dare in aiuto anche alla protezione civile. Arrivano tranquilli, avete visto come arrivano, si portano dentro anche degli attrezzi da lavoro, però non è che si inventano le cose, chiedono dove possiamo andare. Capite che forse se ascoltiamo di più questi giovani, forse anche voi come protezione civile avrete un supporto maggiore. Cosa dice Mastro Nicola? Allora, un piccola parentesi sugli angeli del fango. Gli angeli del fango sono sempre benvenuti, ci mancherebbe, anche perché noi negli anni indietro siamo nati da là. Però attenzione, gli angeli del fango ultimamente stanno facendo qualche problemino. Infatti nell'ultima emergenza ha fatto benissimo il sindaco di Faenza diciamo, tu vuoi venire a darmi una mano? Ok, con tutto quello che ti sei portato in modo volontario da casa, però prima mi dici nome e cognome e io ti dico dove andare. Perché? Perché poi purtroppo succedono che gli angeli del fango non sono angeli del fango, ma sono angeli gratta gratta. Ecco, questo è il problema. Ma non facciamo però, non spariamo nel mucchio. Non spariamo nel mucchio, però gli angeli del fango devono essere assolutamente ben accetti, assolutamente, ma devono seguire, devono presentarsi ai comuni dove purtroppo succedono queste cose. A Faenza è funzionato benissimo, sono andati, sono presentati al sindaco di Faenza, il sindaco di Faenza ha detto ok, ti ho registrato, la polizia locale, chi era addetta a registrarli, presi e li ha mandati a disposizione della protezione civile. Perché li hanno mandati in un posto, loro hanno fatto il loro lavoro in modo encomiabile, ok, hanno pulito come noi, ok, ma erano tenuti sotto controllo, ma più che altro anche per livello assicurativo. Il problema è che gli angeli del fango non sono addestrati, non sono a volte neanche equipaggiati in maniera come diciamo dei DPI opportuni per la legge 81, e se si fanno male chi ne risponde? Ecco, gli angeli di fango sono ben accetti, però sicuramente dobbiamo fare dei distinguo. Allora io direi però di dire anche una cosa, Mastro Nicola. Nel momento che c'è questa emergenza, tu come informazione, oltre a dire abbiamo bisogno di aiuto,
chi ha voglia di arrivare e fare qualcosa si deve presentare, perché io sento sempre che chiedono aiuto, ma uno dice adesso dove vado quando arrivo? Allora, anche se da parte di certi amministratori, oltre a dire che hanno bisogno di aiuto, si dice questo è il numero, chiamate o presentatevi a quel numero, è come l'orso, se c'è il cartello che scrive attenzione passare su quel che c'è, forse qualcuno si ricorda, ma noi la prevenzione non la facciamo, caro Mastro Nicola, chiediamo aiuto, dopo ma forse come col monopattino, prima si mette, poi si capisce che è pericoloso. Allora capite che se tutti fanno la loro parte, anche questi ragazzi, forse, che ce ne sono tantissimi veramente di bravi, indirizzarli non farebbe male. Pubblicità. Era stato annunciato dal briefing con la Regione di venerdì e sono partiti prima che sorgesse l'alba i volontari della Protezione Civile di Treviso e Preganziola alla volta delle popolazioni alluvionate in Emilia-Romagna dopo la forte ondata di maltempo. Partiti in direzione Faenza, paese in ginocchio, e già al lavoro dalla prima mattinata per pulire scantinati e case intere dal fango, trasportare i rifiuti, dare sostegno alla popolazione. 2000 le persone che ancora non possono tornare alle loro case. Decretato lo stato d'emergenza, la situazione nei territori colpiti resta critica proprio nelle ore in cui si attende l'arrivo di un'altra perturbazione che dovrebbe interessare tutto il nord Italia fino a giungere di nuovo nel territorio emiliano-romagnolo. Schierata è all'opera anche la Protezione Civile ANA di Treviso, 20 i volontari mobilitati. Già dalle prime ore una nostra squadra di salvamento fluviale è scesa a Forlì per portare fuori le persone che erano rimaste chiuse in casa chiuse dall'acqua, e quindi poi c'è il coordinamento giù, c'è la segreteria, volontari che stanno facendo la segreteria, e abbiamo già avuto una squadra giù che è rientrata ieri sera e 2 squadre sono partite ieri sera che stanno lavorando già oggi dalle prime ore a Faenza. Ecco, noi abbiamo visto queste immagini che purtroppo se non facciamo prevenzione saranno ricorrenti, visto anche quello che ha detto il professor Giorgi di questo alzamento della temperatura. Prego, professor Giorgi. È così, quindi bisogna attivarsi per prepararsi a quello che succederà ed anche attivarsi per cercare di far sì che la situazione non peggiori troppo. Sono due facce della stessa medaglia, che noi chiamiamo in gergo mitigazione e adattamento. Adattamento a quelli che saranno purtroppo fenomeni come quelli che abbiamo visto, e mitigazione nel senso di appunto ridurre le emissioni di questi gas serra, che poi sono la causa principale di quello che sta succedendo. Quindi niente, la prevenzione secondo me è fondamentale. Io tra l'altro sono abruzzese, vengo dall'Aquila, dove appunto c'è stato anni fa il terremoto dell'Aquila, quindi capisco bene che cosa vuol dire. Vabbè, io non ero lì, ma insomma la mia famiglia, quindi i membri della mia famiglia erano lì, insomma che cosa vuol dire l'emergenza. In Italia noi siamo bravissimi a gestire l'emergenza. Una volta che succede, penso che siamo un po' meno bravi a prevenirla, a prepararci a questa emergenza, quindi dobbiamo soprattutto migliorare quell'aspetto della gestione di quelle che purtroppo penso che saranno fatti sempre più ricorrenti. Grazie professor Giorgi per quello che ha detto, perché la prevenzione è fondamentale, non c'è niente da fare, bisogna iniziare a capire questa parola anche alla politica e investire su questo. Un'altra cosa importante che si parlava prima con Riccardo Mastro Nicola è che ci sono pochi giovani nel mondo del volontariato, si avvicinano un po' nel mondo degli animali, troviamo un po' di più, però anche nella protezione civile, diceva Mastro Nicola, c'è questa scarsità di giovani. Come mai secondo lei, Mastro Nicola? Ecco, forse non si intrigano abbastanza, non hanno voglia di avere proprio dei ritmi o delle regole precise, perché se fai parte della protezione civile quando chiami ci devi essere, non c'è niente da fare. Ecco, cos'è secondo lei che non riusciamo a intrigare questi giovani, eppure li vediamo? Come mai non riusciamo a catturarli? Allora, tu hai detto la cosa giusta, non riusciamo a catturarli perché secondo me non hanno la concezione di darsi al prossimo, ma questo nasce da, ahimè, una cosa
che ricorre da tanti anni, e faccio mie le parole che non sono un po' di tutti noi che siamo un po' responsabili dei vari gruppi, anche del presidente di ANA, che più volte lo dice, ma lo diciamo tutti, anche noi, lo dice anche l'assessore Bottaccin. Purtroppo non c'è più il militare. Il militare era quello che formava e che ha formato negli anni i vari volontari. I vari, prendo per esempio ANA, ANC, che sono i nazionali in congedo, i carabinieri in congedo, sono nati, diciamo, da ex militari che magari poi transitavano a fare il volontario. Ora, non essendoci più il militare, anche per loro sono in sofferenza, e sono associazioni nazionali. Noi che siamo invece denominati associazioni o gruppi comunali territoriali, perciò del luogo dove noi, diciamo, apparteniamo, noi non riusciamo a trovare i giovani, veramente. Noi andiamo nelle scuole, sì, parliamo, si rendono partecipi nel nostro colloquio che facciamo nelle scuole o andiamo nelle piazze, ma il ritorno è veramente pari a zero, mi dispiace dirlo, ma è così. Adesso c'è Facebook, c'è TikTok, ci sono tutte le cose possibili e immaginabili. Poi la cosa che hai detto giusto te è spirito di sacrificio. Bisogna avere spirito di sacrificio, perché se si veste una divisa, io dico sempre ai miei volontari, una cosa vuol dire fare, una cosa vuol dire appartenere, e appartenere alla protezione civile per me non esiste. Bisogna fare la protezione civile con quello che si è capace, con quello che siccome noi siamo tutti volontari e ognuno ha il proprio lavoro, ok, perciò ha le sue esperienze lavorative. Bene, bisogna mettere a disposizione di questo grande sistema che è la protezione civile italiana, che è una cosa veramente stimata a livello mondiale, unica a livello mondiale, perché è fatta da soli volontari. Il 95% della protezione civile italiana si dice volontariato, volontari, perché poi i restanti 5 sono i dipendenti che sono a Roma, che giustamente sono il nostro cappello, ci guidano nelle varie emergenze, ma il 95% si parla di volontari che donano agli altri del proprio tempo, tirano via tempo alla propria famiglia. Ecco, questo è il problema che i giovani noi non riusciamo ad attirare. Magari li attiriamo per 1 o 2 anni e dopo spariscono. È vero però anche, Mastro Nicola, e devo dirlo perché io racconto tutto quello che sento e che penso sia anche vero quello che mi raccontano, che se io sono un giovane, anche un ragazzo, che faccio una raccolta molto importante, diciamo, di plastica, ecco, non faccio nomi perché sennò viene fuori una polemica, faccio questa raccolta importante, poi chiamo l'assessore all'ambiente e gli dico: assessore, mi scusi, dove devo portare tutto questo materiale, questa plastica che ho trovato? E la risposta è: portatelo a casa tua. Lei capisce bene che questo messaggio che arriva è devastante, caro Mastro Nicola. Per quello prima ho detto che abbiamo bisogno di persone competenti, perché se io ho raccolto giovani, sensibili, e sento, perché poi la frase passa, e sento che la risposta è stata portatelo a casa, la prossima volta dico: ciao, plastica, vai a raccogliertela tu. Sbaglio, professor Giorgi? Ecco, la comunicazione, soprattutto ecco, il parlare a questi ragazzi che sono molto sensibili e delicato, perché in quel momento tu dai un messaggio devastante per questi ragazzi che hanno raccolto, perché poi, come ripeto, questa frase gira, guardi che è successo, perciò non è che le dico una cosa che non è successa. Lei capisce che assessore all'ambiente c'è o c'era? Penso ci sia ancora. Prego, professore. Sì, sicuramente, insomma, anch'io ho visto diversi episodi in cui la gente cercava di, riciclare qualche materiale, così, e non sapeva come fare. Quindi chiaramente dietro tutto questo ci deve essere una buona organizzazione, altrimenti non serve a niente. Giusto un commento su quello che è stato detto prima. Io, più che il servizio militare, che secondo me, io vengo dai tempi del servizio militare obbligatorio, no? Penso che sia abbastanza anacronistico di questi tempi, io istituirei un servizio civile in cui i ragazzi gli si insegni come fare protezione civile, come fare soccorso. Ma secondo me ci sono tanti ragazzi che vogliono fare, non è facile raggiungerli, a volte perché non usiamo i mezzi
Per gente della mia età è difficile capire come si comunica efficacemente con i ragazzi che usano dei media diversi adesso, che ne so, TikTok, si vede a me a fare un video TikTok, ma non ci riuscirei mai. Volevo solo menzionare, se mi dà un secondo, un progetto che stiamo facendo con la Banca di Staranzano di comunicazione di giovani per giovani. Si chiama Generazione Planet. Si può trovare al sito generazioneplanet.it, ci sono delle borse di studio, 5 borse di studio per, speriamo, altrettanti ragazzi che possono mandare delle proposte di progetti di comunicazione appunto fatte da under 30, quindi età da 18 a 30 anni, per altri under 30, diciamo così, e questo è un modo per coinvolgerli di più, almeno questo è quello che noi speriamo. Quindi scusatemi se faccio questa piccola parentesi, ma è un progetto molto bello e io spero che avremo tante domande. Io penso di sì, perché come dice lei, professor Giorgi, loro vogliono essere intrigati, però vogliono essere anche protagonisti. Ecco, esatto. È forte quel ragazzo che cade e si rialza, non è forte quello che sta sempre in piedi. Ecco, e loro lo sanno benissimo. Guardate che sono molto più avanti di quello che pensiamo, hanno una visione molto più ampia, un raggio a 360 gradi. Forse facendoli diventare più protagonisti, come dice anche Mastro Nicola, anche con le direttive giuste, forse ne avremo di più. Però bisogna anche accompagnarli nei percorsi, perché non giocano più. Sì, tu intanto dammi il gioco e insegnami, e poi vediamo se gioco o non gioco. Ma se non mi dai il gioco e non mi insegni, io rimango dove sono e mi faccio le cose per i cavoli miei. Allora andiamo a vedere anche andiamo a Padova, questo progetto Città Zero Emissione entro il 2030. L'obiettivo è molto ambizioso, all'interno della cornice europea che ha scelto 100 città in Europa perché arrivino alla neutralità climatica prima delle altre al 2030 per fare da volano al nostro continente che arrivi al grande obiettivo 2050 neutralità climatica, quindi azzeramento, grosso abbattimento delle emissioni climalteranti, un po' una missione per salvarci. Padova c'è. Un progetto importante dal respiro europeo per cercare di portare la città di Padova ad abbattere le emissioni di carbonio entro il 2030, un progetto che si inserisce in un piano europeo che vede 100 città protagoniste di questo cambiamento. Padova è tra le 9 città italiane scelte per attuare misure concrete per mitigare i cambiamenti climatici. Presentiamo alla Commissione europea il nostro Climate City Contract, perché è un vero e proprio contratto, impegno che si prende con l'Unione Europea, in cui facciamo vedere che azioni e strategie abbiamo in mente, quanto valgono e costano e chi sono già i soggetti del territorio della città dentro i confini comunali che hanno deciso di sottoscrivere dei veri e propri accordi, quindi sottoaccordi, dicendo cosa vogliono fare, quanto si taglia di emissione con quell'azione e entro quando. 14 le azioni strategiche per raggiungere la neutralità climatica, con il tema degli edifici e della mobilità al centro della strategia. 146 azioni divise in 5 aree e 46 accordi. Ovviamente da padrone fa la parte dell'edificato e la parte dei trasporti. Il bilancio emissivo iniziale, quindi la base, ci dice che siamo 1.200.283.000 tonnellate di CO2 e lì su quelle dobbiamo agire al 2030 assieme, e per arrivare ad avere questo marchio che ci porrà come città climaticamente neutra in questi anni, e quindi poter prendere finanziamenti, partecipare a progetti, essere fra le città traino di questa missione. Di sicuro non era una diversamente giovane questa donna che ha parlato. Allora, professor Giorgi, come commenta e come ci saluta? Allora, il coinvolgimento delle città secondo me è fondamentale, perché a volte a livello, diciamo, nazionale di una nazione ci sono tanti interessi in ballo, c'è la politica e così via, quindi è un po' difficile magari implementare in maniera, come dire, vigorosa delle azioni. Come la città di io non posso che applaudire a quello che ha detto questa signora.
La città di Padova, come tante altre città nel mondo, c'è una rete di città che si sta formando appunto per stimolare appunto queste emissioni zero entro il 2030. Non è facile, ma è possibile. Allora, chiudo semplicemente per dire, prima di tutto, a tutti quelli che dicono che i cambiamenti climatici non esistono, che stanno dicendo una balla. Purtroppo i cambiamenti climatici esistono, sono causati da attività umane, dall'emissione di questi gas serra. Possono essere contenuti con la riduzione di queste emissioni. L'accordo di Parigi, che penso ormai tutti conoscono, dà una traiettoria del tutto fattibile se c'è la volontà di attuarla. Purtroppo però diciamo, alcuni fenomeni appunto alluvionali, siccitosi, il livello del mare, l'acqua sarà un grandissimo bene molto prezioso per il futuro. Questi problemi ci saranno e quindi bisognerà affrontarli in maniera forse un po' migliore di quello che è stato fatto finora, con delle azioni di prevenzione. Qui abbiamo l'esponente della protezione civile, quindi lui potrà dire di più, ma la prevenzione è fondamentale, quindi non bisogna, come si dice, tapparsi le orecchie, chiudersi gli occhi e non vedere quello che sta succedendo, ma vederlo bisogna e adeguarsi. Bisogna agire concretamente per fare esatto. prevenzione e investire ecco, anche i soldi che ci sono, perché noi vogliamo avere un territorio sicuro. Grazie al professor Filippo Giorgi, fisico del clima, Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Sentiamo come ci saluta Riccardo Mastronicola, coordinatore protezione civile del Comune di Treviso. Faccio le parole, ridico quello che ha detto il professore, che ha detto le bellissime parole, e continuiamo in questa trasmissione. Abbiamo parlato tanto di prevenzione e previsione, continuiamo a fare prevenzione. È l'unica parola che in questo momento viene proprio da dire. Bisogna fare prevenzione. In prevenzione ci sono enti preposti che lo fanno, studiano, con anche l'aiuto di questi professori che assolutamente portano la loro esperienza nelle varie commissioni che vengono fatte, e bisogna fare prevenzione. Se si fa prevenzione si ha una mitigazione al suolo di vari eventi che possono succedere. Poi l'imprevedibile è imprevedibile, ci potrà sempre essere, ci mancherebbe, ma sicuramente porterà un aiuto, una mitigazione anche a noi vigili del fuoco, soprattutto ai noi volontari di protezione civile, che poi dobbiamo andare a portare aiuto a queste persone in soccorso. Fare prevenzione perciò vuol dire poi buona previsione, no? Perché Assolutamente, giustamente... sì. Assolutamente, le cose hanno matrimonio, prevenzione e previsione. Grazie anche a Riccardo Mastronicola. Pubblicità. Altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Danilo Scatolin, rappresentante legale Sindacato Generale di Base Veneto e Treviso. Grazie Scatolin di essere qui. E saluto anche da Milano la professoressa Maria Stella Righettini, docente di governance e valutazione politiche pubbliche. Grazie anche a lei professoressa Righettini di essere qui. Allora partiamo proprio da lei. Non so se ha seguito qualcosa, non credo. Avevamo collegato il professor Filippo Giorgi, fisico del clima, Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Ho seguito. Ha seguito. Ecco, vorrei un suo commento. Ecco, dopo aver sentito, cosa ne pensa, professoressa? Ma guardi, è stato un confronto molto interessante tra il professore e la protezione civile. Un aspetto che mi ha molto intrigato è il tema di come trattenere i ragazzi e di come incentivarli al volontariato, perché quello del volontariato, della capacità di mantenere costante, diciamo, l'impegno nel volontariato non solo ambientale ma anche sociale, è un problema che si è posto anche durante la pandemia a livello locale, e uno degli aspetti che sono stati sollevati dalle amministrazioni locali, dal terzo settore, che si è poi protratto anche successivamente, è proprio questa difficoltà, cioè i giovani in condizioni di emergenza estrema rispondono, ma nel momento in cui la situazione si normalizza si allontanano. Allora io credo che le azioni che dovremo fare nei confronti dei ragazzi e nei confronti dei giovani in generale sia quella
quello di pensare al volontariato non più come qualcosa di esclusivamente legato alla sfera privata, anche se poi in realtà questi ragazzi prestano servizi di primaria importanza per la comunità, ma questo vuol dire che il volontariato dovrebbe entrare nel curriculum professionale dei ragazzi, nel curriculum anche degli studi dei ragazzi, e l'Università di Padova, a cui appartengo e in cui ho l'onore di insegnare, sta già lavorando in questa direzione, e molti paesi europei ed extraeuropei lavorano in questa direzione, cioè il servizio di volontariato e la continuità del servizio di volontariato viene giudicata e valutata anche all'interno, per esempio, dei concorsi, delle assunzioni, e quindi se riuscissimo a far passare quest'idea che il volontariato non è più soltanto il segno di un impegno del tutto privato e personale, ma è qualcosa di pubblico, forse riusciremo ad ottenere un risultato diverso. Ecco, la ringrazio professoressa, perché sono proprio fortemente d'accordo con quello che ha detto. Ecco, per avere questi giovani bisogna intrigarli, bisogna renderli protagonisti e alla fine anche premiarli se fanno qualcosa di buono, e questo premio va indirizzato anche nella scuola. Scatolin, come commenta le parole della professoressa Righettini? No, guardi, io mi trovo perfettamente d'accordo con quello che diceva la professoressa. Bisogna incentivarli questi giovani, soprattutto quelli che si impegnano, bisogna incentivarli e poi in qualche modo anche premiarli. Io non parlo mai di questione economica, però questi ragazzi che si impegnano bisogna incentivarli a farli. Io credo che quello che diceva la professoressa in merito a un curriculum che facesse parte, credo che sarebbe una cosa importante da tenere in considerazione, perché se questo diventa magari anche non solo un incentivante, ma gli dà anche qualche credito in più, credo che sarebbe utilissimo farlo. Io sono perfettamente d'accordo. Visto che è ritornato il voto più un buon credito, forse potrebbe anche stimolarli un po' di più. Esatto. Però, professoressa Righettini, noi le armi per combattere le abbiamo, anche per avvicinare questi giovani. Loro l'hanno detto, lo dimostrano anche con i fatti. Siamo noi che non riusciamo a capire, siamo noi che non riusciamo a capire che loro dicono che vogliono una scuola che li intrighi di più. Cosa vuol dire essere intrigato di più? Vuol dire avere delle nuove conoscenze, fare dei nuovi percorsi che loro sanno che potrebbero essere, ed è appunto anche il mondo del volontariato fatto nella maniera giusta. Siamo così in tanti, possibile che noi li intrighiamo con niente, eppure nell'ambiente li vediamo vicino agli animali. Perché vanno là? Perché si fidano di più, professoressa, non si fidano più di noi perché li abbiamo imbrogliati un po' troppo, tanto è vero che loro si sono chiusi a riccio, è difficile aprirli, però quando li apri sono dei fiumi in piena se sai ascoltarli. Prego, professoressa. Ma guardi, io ho avuto il piacere e anche la fortuna di seguire un progetto a Este in questi ultimi anni contro la povertà educativa, per mitigare la povertà educativa, che vuol dire la vulnerabilità dei ragazzi rispetto a temi come la dispersione scolastica, la difficoltà di relazione, la difficoltà di impegno, la difficoltà di motivazione, che sono le cose più importanti, e l'ho guardato e ho seguito questo progetto in ragazzini dagli 11 ai 14 anni, cioè credo una delle età più critiche, che è quella della preadolescenza, adolescenza. E questo progetto è stato un progetto da cui io ho imparato tantissimo. Io ho valutato i risultati di questo progetto in termini di effetto e di impatto sui ragazzi stessi, e quello che ho visto è che quando c'è un'alleanza tra la comunità educante, cioè tra gli docenti, le famiglie e il territorio, che sono imprese, terzo settore, tutti insieme per pensare a come coinvolgere i ragazzi nella costruzione di competenze e di capacità emotive, relazionali dei ragazzi, qualche risultato si ottiene sempre. Si ottiene se non si guarda tanto al fatto in sé, cioè al laboratorio, al singolo episodio, alla singola iniziativa, ma si guarda al modo in cui le varie figure si connettono e fanno un'alleanza per
favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi all'interno di un certo tipo di valori e all'interno di un certo tipo di clima collaborativo. Ecco, io credo che questo sia molto importante e ho visto francamente dei risultati egregi, quindi secondo me ci sono delle realtà, delle scuole, dei soggetti che si muovono in questa direzione, vanno valorizzati e soprattutto va diffusa la conoscenza di queste iniziative in modo che si moltiplichino sempre di più. Allora, Scatolin come commenta queste parole, soprattutto anche il mondo del sindacato, quanto è vicino ai giovani? Prego. Allora, intanto bisogna dire che è difficile coinvolgerli, soprattutto nel sindacato è difficile coinvolgere i giovani. Però io credo, come diceva la dottoressa, credo che noi dobbiamo cominciare a renderli protagonisti, coinvolgerli nei progetti che si vogliono fare e responsabilizzarli. Io credo che se noi facciamo questo tipo di operazione dei risultati li possiamo ottenere, perché alla fine poi i ragazzi, se si sentono coinvolti, se si sentono protagonisti, credo che potremmo ottenere dei buoni risultati. Io mi sento di dire su questo. Allora, c'è stato un importante convegno, professoressa Righettini, qui vicino a casa nostra, non dico dove perché non ho ancora l'autorizzazione, dove si parlava della messa in prova anche di questi ragazzi. Io mi ricordo la telefonata che ho ricevuto di un genitore dove il figlio aveva sbagliato in maniera molto grave a scuola, era a casa sul divano con le gambe per aria, così ha detto il genitore. E dice: ma allora, è questa la punizione che avete dato a mio figlio? Ma siete sicuri che vada bene questa punizione? Cosa sta facendo mio figlio? Invece di fare qualcosa di buono, di utile, perché non lo avete messo a lavorare? Però gli avete dato qualcosa di importante da fare. Io vederlo là dopo che ha sbagliato era come che lo aveste premiato. Io vedo che mio figlio è stato premiato, tutto contento, è a casa da scuola, si guarda le sue cose, fa quello che vuole, però io come genitore inorridisco. Come commenta, professoressa? Ma guardi, come dire, la messa in prova è sempre una questione molto delicata. Io non voglio entrare nel merito di questioni appunto dove il ruolo dei servizi sociali è determinante e sicuramente quello che si può dire è che l'idea di criminalizzare i ragazzi quando sbagliano e di pensare che le punizioni, gli impedimenti a fare, gli impedimenti a frequentare, gli impedimenti a dire siano la soluzione migliore, secondo me è profondamente diseducativo e questo purtroppo è una tendenza che si sta espandendo nella cultura del nostro paese, cioè l'idea che aumentare la penalizzazione dei comportamenti, quindi la punizione sia la strada giusta, diciamo, per far crescere, si diceva una volta, dritta la piantina, no? Cioè per evitare che i ragazzi prendano una brutta piega. Discorsi che si facevano 50 anni fa, quando io ero una bambina, e vorrei dire che questo è un argomento che non funziona, non ha mai funzionato, ma funziona sempre meno. Quindi io colgo il suggerimento del signor Scatolin e in particolare credo che il sindacato possa avere un ruolo molto importante in questa direzione, perché il sindacato fa un lavoro molto importante nell'ambito del lavoro privato e pubblico, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni, e credo che come dire, puntare sui giovani e puntare sulla tutela delle nuove generazioni e l'impegno delle nuove generazioni anche nel sindacato sia la chiave di volta. Il problema è sempre come, e quindi qui secondo me la riflessione non è ancora sufficiente sul come, perché è facile dire i ragazzi devono diventare protagonisti, ma il problema è come, perché come diceva anche la Protezione Civile prima, loro rispondono ma non sempre trovano quello che stanno cercando e quindi se ne vanno, e quindi il come secondo me è il punto di svolta fondamentale su cui bisogna riflettere molto di più, confrontarsi molto di più in maniera più aperta.
In effetti è quello che manca, il dialogo, ascoltarli. Tanto è vero che su un test che è stato fatto, cosa vorresti, è stato scritto, ecco, su questa domanda che ponevano, tu ragazzo cosa vorresti? E tutti pensavano che i ragazzi scrivessero regali, scrivessero chissà lo strumento di ultima generazione, la parola che è uscita era ascolto. Noi vogliamo ascolto, perciò Scatolin la dice lunga su quello che pensiamo noi e su quello che vorrebbero loro. Certo. Loro vogliono essere ascoltati, non si ascoltano più, le famiglie sono disgregate, poco, non c'è più il pranzo, non c'è più la cena. Ecco, io ho visto anche al mare, lo dico anche alla professoressa, poco dialogo tra genitori e figli, il padre sotto l'ombreolone che legge o che fa qualcosa, il figlio da un'altra parte, poi il padre si alza, va a fare il bagno da solo, neanche chiede al figlio vuoi venire con me, cioè manca proprio il dialogo, ormai non c'è, non esiste, e questo ragazzo lo sente, vedi che sono tristi, si vedono che sono tristi questi ragazzi, e là con questi cellulari, perché come si è detto anche prima è l'unico riferimento che hanno, ma se i miei genitori non mi ascoltano troverò un altro sistema. Scatolin, forse ascoltiamo poco questi ragazzi, non dialoghiamo più con loro, ecco, è tutto ho già capito tutto. Hai capito cosa? Sai chi è tuo figlio? Cosa fa tuo figlio? Cosa vorrebbe? Prova a chiederglielo, prego Scatolin. No, io credo, come dice lei, che purtroppo è dalle famiglie che bisogna cominciare a istruire i ragazzi, insegnargli il comportamento, e quando nella famiglia manca il dialogo credo che manchi tutto. Sulla questione anche delle sanzioni eventualmente da dare ai ragazzi quando sbagliano. Io ho una mia teoria, guardi, io quando molto spesso accompagno i ragazzi, i colleghi di lavoro alle contestazioni di debito che viene fatta dalle aziende, e io all'azienda ho sempre detto, io credo che non ha importanza tanto quanta e quale sanzione volete dare al lavoratore, ma bisogna far capire al lavoratore dove e come ha sbagliato. E quindi fargli capire gli errori, fargli capire dove ha sbagliato, e dopo ha poca importanza se è un'ora o se è un giorno di sospensione. Credo che conti molto di più invece la questione di fargli comprendere dove e come e perché ha sbagliato. E questo dovremmo farlo anche con i nostri ragazzi, perché con i nostri ragazzi dargli forse la punizione qualche volta serve, ma bisogna fargli capire esattamente perché e dove hanno sbagliato, fargli riflettere sulle questioni. Io credo questa sarebbe la soluzione più adatta, ma per l'amor di Dio io non voglio insegnare niente a nessuno, e quindi però un sentire il suo che esatto, un mio forse, pensiero questo, ecco, è dobbiamo agire in maniera diversa. Però professoressa, il problema è grandissimo, nel senso che si delega tutto alla scuola. Ecco, la scuola deve fare, gli insegnanti devono fare questo ruolo importante, sostituire la famiglia. No, non si può, deve fare questo, la scuola deve fare la scuola e la famiglia deve fare la famiglia. Il problema è, professoressa, che se io ho anche dei bravi insegnanti e cerco anche di apprendere, se dopo vado a casa e non trovo quel sostegno, quel supporto che dovrei avere dalla famiglia, posso ricadere nei sbagli che ho fatto. Tanto cosa faccio? Chi è che mi difende? Chi è che mi protegge? Allora l'insegnante a scuola, ecco, mi dice di tenere un certo comportamento, ma se poi vedo che questo comportamento, là dove veramente io cresco, vivo, assorbo, perché sono una spugna, un'età che assorbo tanto, non lo vedo, cosa faccio? A chi mi rivolgo? Perché c'è il vuoto dopo fuori, il problema è quello. Cosa offriamo a questi ragazzi? Prego, professoressa. Ma sì, è un tema assolutamente centrale, come dicevo prima. Credo che il tema dell'alleanza scuola, famiglia e anche organizzazioni del terzo settore e della società sia assolutamente importante, e come dire, l'alleanza vuol dire che spesso anche la scuola e i genitori non si parlano abbastanza. I genitori pretendono di delegare a volte tutto alla scuola, e la scuola molto spesso, come dire,
reagisce in un modo che dipende anche dalla formazione dei propri docenti. Abbiamo un sistema di reclutamento, un sistema di retribuzione delle docenze a livello di scuole medie, scuole elementari, scuole medie inferiori e superiori, che è il più basso d'Europa. Questo vuol dire che la categoria degli insegnanti nel nostro paese rispetto alla media europea è considerata a un livello veramente infimo, quindi la funzione sociale del docente, che una volta era una funzione socialmente riconosciuta e socialmente importante, oggi non lo è più, e i genitori che vanno a scuola e picchiano i professori sono la testimonianza che questo valore sociale della figura del docente non c'è più. Ma dall'altro c'è anche un sistema di reclutamento, di formazione, e qui il sindacato credo che abbia una responsabilità notevole, un sistema di reclutamento e formazione degli insegnanti che va rivisto nella sua interezza, perché il merito non è al centro di questo processo, e questo purtroppo bisogna dirlo. Questo fa il paio con il fatto che le retribuzioni sono molto basse, ma da qualche parte questo problema va affrontato e va a un certo punto risolto, perché altrimenti questo circolo vizioso tra famiglie che delegano, scuola che non è in grado di risolvere i problemi, continuerà all'infinito, e noi perderemo i nostri ragazzi. Quelli bravi se ne andranno all'estero, quelli non bravi o quelli che non trovano una strada per andare all'estero cercheranno di collocarsi dove meglio possono, ma avremo una società sempre più disgregata e di persone sempre più insoddisfatte, con aspetti poi che vediamo tutti i giorni nella cronaca, che sono la violenza, le bande, cioè i ragazzi si ricostituiscono il proprio sistema di relazioni e di vita in un modo completamente scollegato dagli adulti, e poi come dire, ne vediamo gli effetti tutti i giorni. Allora, professoressa, lei è docente di governance e valutazione politiche pubbliche. Spiega cosa vuol dire anche a casa, perché sa, noi abbiamo i diversamente giovani che vogliono capire, comprendere, sono intrigati. Prego, professoressa. Allora, guardi, io insegno a valutare le politiche pubbliche. Vuol dire che a livello locale, a livello regionale e nazionale i governi decidono di fare delle cose. Poco fa abbiamo visto per esempio quella signora giovane che in realtà è un assessore all'ambiente del comune di Padova, che ha spiegato che cosa sta facendo il comune di Padova. Prima parlavo del progetto di contrasto alla povertà educativa. Bene, che cosa fa una persona che si occupa di valutazione delle politiche pubbliche? Fa valutazione dei risultati ottenuti, cioè dei cambiamenti che si sono ottenuti dall'intervento dei governi. Ma io sono anche presidente di un corso di laurea magistrale, appunto governo delle o scienze dell'amministrazione e politiche pubbliche, dove insegniamo sostanzialmente ai ragazzi che hanno già una laurea magistrale materie che servono poi per imparare a entrare nelle pubbliche amministrazioni, vincere dei concorsi o entrare nella gestione delle imprese a livello locale e affrontare tematiche che sono di vario tipo, tematiche ambientali, tematiche di gestione del personale, tematiche contabili legate alla finanza. Quindi cosa vuol dire governance? Vuol dire governo, ma non governo da soli, cioè non si governa mai da soli, vuol dire capacità di collaborare da parte delle istituzioni pubbliche con gli altri attori del territorio, con le imprese, con le associazioni, con la scuola, con altri livelli di governo, per risolvere i problemi di chi? Della comunità, per risolvere i problemi delle persone, migliorare il benessere dei ragazzi, migliorare il benessere della comunità. Quindi questo è un po' quello che io nel mio piccolo, nelle mie materie cerco di fare, valutare i risultati, valutare gli impatti delle politiche, e nel corso di laurea più in generale, quello che io presiederò dal 1° di ottobre, è un compito ancora più ampio, che è quello di coinvolgere anche gli attori, i cosiddetti stakeholder del territorio, e discutere del ruolo della formazione universitaria oggi per creare benessere pubblico, per creare benessere della società. Ecco, questo è
il compito di queste materie, di queste discipline che io insegno. E dal suo importante osservatorio cosa vede, professoressa? Come stanno andando le cose, questo rapporto, questa parola magica comunità, che all'improvviso finalmente si sente parlare, perché l'avevamo dimenticata, la parola comunità. Prego. Ma vedo che questa comunità è da costruire e da rinsaldare, nel senso che io ho fatto per esempio la settimana scorsa un incontro con le cosiddette parti sociali del corso di laurea, ho invitato la Camera di Commercio, il Comune, la Regione, il sindacato ho invitato, e c'erano tantissimi altri soggetti, e l'oggetto dell'incontro era: qual è oggi il ruolo della formazione? Che cosa possiamo fare tutti assieme per migliorare non solo le competenze dei giovani, ma per far sì che queste competenze vadano a buon fine e quindi costruiscano il benessere della società. E abbiamo discusso a lungo di quali siano oggi le competenze più richieste, per esempio il tema della sostenibilità ambientale, il fatto che tutte le discipline giuridiche, non giuridiche, si debbano in qualche misura porre il problema della sostenibilità. La sostenibilità sociale, cioè cosa vuol dire oggi costruire una società coesa, cosa vuol dire essere sostenibili socialmente, e quindi il tema è anche il digitale. Cosa vuol dire la sostenibilità del digitale? Cosa vuol dire oggi la diffusione dei cellulari tra i ragazzi a scuola, nel mondo del lavoro, e quella che si chiama l'intelligenza artificiale, diciamo, ma che a mio giudizio non è tanto, è soltanto un problema di digitale, ma è il ruolo che questi nuovi strumenti e queste nuove tecnologie devono avere nello sviluppare l'intelligenza umana, e questo sempre, ripeto, allo scopo di favorire il benessere della comunità, che è lo scopo primario e dovrebbe essere lo scopo primario di tutti i governi, a tutti i livelli territoriali, dal livello più basso, più vicino alle persone, al livello più alto. Poi ovviamente non tutti hanno la stessa idea di benessere, però quando si diceva prima prevenzione, mitigazione, vuol dire saper guardare avanti, vuol dire saper guardare come dire, in alto e non legarsi esclusivamente al benessere materiale e economico di oggi, ma saper fare i conti e bilanciare il benessere economico di oggi con il benessere o il mancato benessere di domani, che può derivare da appunto la produzione di impatti climatici devastanti, eccetera, eccetera. Ecco, questo secondo me ancora oggi manca. Allora, Scattolin, molto chiara la professoressa Righettini, per fare questo dobbiamo sederci attorno tutto un tavolo, tutti assieme, ma soprattutto gli organi proposti del territorio, e ha messo dentro anche il sindacato. Secondo lei il sindacato sta seguendo, oppure c'è anche un sindacato diviso? Perché noi facciamo sempre fatica a vedere quando si litiga in casa per motivi veramente importanti che fanno bene alla comunità. Ecco, secondo lei anche il sindacato sta crescendo anche per il mondo giovanile? Beh, io credo intanto che come sindacato abbiamo tante carenze anche sul nostro lavoro. Purtroppo molti sindacati pensano solo a questioni legate a come migliorare le proprie condizioni, ma non certo migliorare le condizioni di lavoro. Questo è il mio modestissimo parere. Rispetto alla questione che sollevava la dottoressa, la formazione è indispensabile. Quando parliamo di formazione, io soprattutto sul mondo del lavoro, la formazione sulla sicurezza sul mondo del lavoro è indispensabile, perché anche se questa aiutasse a fare in modo che anche una sola persona, evitassimo che una sola persona perdesse la vita sul posto di lavoro, noi avremmo già fatto un passo in avanti. È indispensabile la formazione. Sicurezza sui posti di lavoro parte dalla formazione. L'altro punto che volevo toccare, che ha sollevato anche la professoressa, è la questione della meritocrazia. Guardi, io ho un'idea mia personale, che purtroppo nel mondo del lavoro la meritocrazia non c'è. Non c'è nel modo più assoluto, e questo è forse anche un motivo per cui i giovani se ne vanno.
cambiano lavoro, vanno da un altro parte, perché non trovano quelle soddisfazioni che dovrebbe arrivare proprio dalla quella che come si chiama, uno deve essere premiato per il lavoro. La meritocrazia vuol dire premiare quelli che meritano di più. Abbiamo Roberto da Padova, poi continuiamo, se no mi cade la linea. Vai Roberto. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Padova. Stavo ascoltando alcune parole che diceva la dottoressa e che mi trovano in completo disaccordo, e anche quelle del sindacalista che invece mi meravigliano ma confermano come anch'io la penso come lui. La meritocrazia in Italia non potrà mai esistere perché esiste solo Dio denaro. Vedi Fiat cosa ha combinato, quanti soldi ha portato via dall'Italia, e nessuno si è mai mosso. E le banche, quali utili hanno le banche, quali proventi diamo alle banche? Ogni anno dobbiamo chiudere i bilanci delle banche. Le ditte private non possono chiudere i bilanci in attivo, devono fallire. Le banche no, invece le banche non possono fallire. Perché una banca non può fallire e si mette in galera chi ha sbagliato? Poi i ragazzi, oggi io ho una nipote che ha 25 anni. Lei per forza di cose deve fare la scuola di moda. Ma tu sai che cosa vuol dire fare la scuola di moda? No, io voglio andare al Politecnico di Milano. Bene, ha fatto 3 sessioni per entrare e 3 sessioni l'ha buttata fuori. E quindi si è ritrovata di andare a Venezia, Treviso, non so dove ci sia una scuola di questo tipo, e ha detto: papà, mi serve un computer da 3.700 euro. Io gli ho detto: scusami, io sono 30 anni, 35 che uso un computer, dal 1987. E ho detto: ma tu sai cos'è un computer? Sai che cosa fa un computer? Lo sai usare? A quale percentuale lo sai usare? Un iPhone, dico, mi scusi il termine, non vorrei fare pubblicità, di ultima generazione che costa 2.500 euro, tu lo saprai usare al 10% della sua potenzialità. Quindi il cellulare va tolto, gli dai un 3310 di quelli di 25 anni fa, fanno la stessa identica cosa. Che cosa? Telefonare. Tutto il resto non serve. A scuola vanno insegnate le basi del lavoro e poi ti devi applicare per sviluppare il lavoro. Io ho iniziato a 16 anni a fare agraria alla mattina e il pomeriggio andavo a lavorare in campagna e mi hanno sempre pagato i contributi, dai 16 anni fino a quando sono andato in pensione 2 anni fa. Ma io mi sono fatto il mazzo, non mi ha mai regalato niente nessuno. Oggi invece bisogna cellulare, zaino nuovo tutti gli anni, tutte queste cose qua. Sono cose superflue, è il benestare che rovina la mente delle persone. Non è colpa dei genitori, è lo Stato, è il sistema che è sbagliato. Grazie Roberto, molto chiaro. Allora finiamo con Scattolin, poi se vuoi commentare anche la telefonata di Roberto, poi passiamo alla professoressa Righettini. Prego Scattolin. No, è vero quello che ha detto il signore da Padova, bisogna dargli ragione, perché, ripeto, sulla meritocrazia, io lo ripeto, non c'è in nessuna azienda. Purtroppo è così, è un dato di fatto. Bisogna valorizzare chi merita veramente, bisogna premiare chi merita, non perché magari hanno amicizie di partito, tessero. La meritocrazia sui posti di lavoro è l'unico sistema per valorizzare veramente chi merita. E credo che vada in qualche modo attuata questa cosa qui. Sentiamo anche la professoressa Righettini come commenta. Prego professoressa. Ma diciamo che il commento del signor Roberto, come dire, io capisco le sue ragioni, credo però che lui abbia in mente un'idea, un mondo che non c'è più. Quindi forse si dovrebbe rendere conto che, essendo questo mondo superato, bisogna anche fare i conti con la realtà. E allora la realtà è che l'agricoltura in cui lui lavorava quando era un ragazzo,
io non so quanto sia, che età abbia questo signor Roberto, ma posso immaginare che anche l'agricoltura dal momento in cui lui si è formato sia cambiata. Oggi si parla di agricoltura di precisione, dove tutto è digitalizzato, dove i computer sono molto usati in qualunque attività, e soprattutto oggi che parliamo di cambiamenti climatici, i computer sono molto spesso la salvezza degli agricoltori, perché le informazioni sui cambiamenti climatici, le informazioni sulle perturbazioni, le informazioni in tempo reale su accorgimenti e comportamenti che tutti devono tenere in casi di emergenza non arrivano da strumenti come dire datati, ma arrivano dal computer, dalla televisione, da come dire tecnologie che hanno fatto passi da gigante. Allora non possiamo attribuire alle tecnologie tutte le colpe dell'universo, perché anche i treni venivano visti come dei mostri quando sono nati, e se avessimo sposato questa logica oggi andremmo ancora a cavallo dell'asino. Quindi il tema non è il male della tecnologia, il tema è come usiamo la tecnologia e soprattutto a che fine usiamo la tecnologia. Quindi vanno bene le regole, vanno bene i controlli, ma senza demonizzare la tecnologia, perché oggi gran parte delle persone lavorano attraverso i cellulari. Il cellulare non è solo telefonare alla mamma, alla nonna, alla zia, è uno strumento di lavoro dove si gestisce la posta elettronica, dove si gestiscono documenti, dove si firmano documenti, e gran parte delle pubbliche amministrazioni e un po' meno delle imprese, devo dire, che sono forse in questo momento più in ritardo delle pubbliche amministrazioni, usano spesso i telefoni per lavorare quotidianamente. Allora andiamo a vedere anche questo servizio: sindacato posticipo inizio scuola. Poi sentiamo i miei ospiti come lo commentano. Andiamo a vedere. Reduci da un'estate caldissima e da un settembre iniziato con temperature ben al di sopra della media, da tempo i sindacati della scuola si interrogano sulla possibilità di far slittare l'inizio dell'anno scolastico se le temperature dovessero mantenersi ancora alte. Il cambiamento climatico in atto impone una riflessione, spiega Alberto Ruggin, segretario provinciale di ANIEF, sindacato della scuola. Chiediamo un posticipo dell'inizio delle attività didattiche, pur mantenendo il numero di giorni previsti dal calendario delle attività, quindi andando a togliere un po' di giorni da quei ponti, da quelle festività che si fanno durante l'anno, ma salvaguardare la salute dei bambini e dei ragazzi che stanno per rientrare nelle nostre scuole, che in questo momento sono dei veri e propri forni. Infatti le scuole che hanno climatizzazione, aria condizionata, sono davvero pochissime, tra il 4 e il 6%. Quindi il governo rischia di far cadere questa responsabilità della salute dei bambini e dei ragazzi direttamente sui dirigenti scolastici. Si rischiano classi incandescenti se il caldo di questo inizio settembre durerà ancora. La normativa dice che gli ambienti devono avere al massimo 27 gradi nel periodo estivo, e sappiamo benissimo che in questo momento le temperature non sono queste, e per il mese di settembre sono previste ancora settimane molto calde. Ripeto, non chiediamo meno attività didattica, meno scuola, chiediamo lo stesso numero di giorni di attività, tant'è vero che una volta le scuole iniziavano il 1° di ottobre, però in questo momento le scuole non sono adeguate ad accogliere bambini e ragazzi, perché se ci dovesse essere qualche malore, chi risponderà saranno i dirigenti e i responsabili della sicurezza. Sulla scuola poi incombe ancora il nodo delle supplenze non ancora assegnate, 1300 circa i posti ancora vacanti nel Padovano a causa delle rinunce, e il numero di precari della scuola negli ultimi 10 anni, spiega Ruggin, è più che raddoppiato. Questo governo ha il primato del precariato, 250.000 precari. Si investe poco sulla scuola, i tagli continuano, abbiamo ancora assegnazioni che soprattutto in Regione Veneto devono essere ancora fatte per i precari, e non sappiamo a oggi se l'11 settembre i nostri bambini e i nostri ragazzi avranno tutti i docenti nelle classi, e questo purtroppo a discapito di una buona scuola.
Una buona scuola, quello che veramente rammarica è che non ce l'abbiamo mai. Inizia la scuola, inizia a settembre e abbiamo questi problemi da anni, sempre gli stessi. Anche questi non sono messaggi negativi per i ragazzi. Che messaggio diamo? Scuole che non sono a norma, adesso per fortuna con i fondi PNRR si sta cercando di vedere come fare, però insegnanti di sostegno non ci sono, molto precariato. Allora questi sono i messaggi che arrivano ai giovani. Prego. Guardi, io credo proprio qua, anche nella scuola ci sia un'emergenza. Ci sia un'emergenza perché, come diceva lei, manca un po' tutto. Le strutture sono inadeguate, molto spesso sono inadeguate. E gli insegnanti mancano, soprattutto gli insegnanti di sostegno che servirebbero oggi, perché più aumenta il numero di persone che vengono da altri paesi, più servono gli insegnanti di sostegno, altrimenti un insegnante solo non ce la fa. Poi, come diceva anche il collega sindacalista, c'è un precariato enorme. Nella scuola c'è un precariato che non può, ma è da decenni, io non so da quanti anni che ne stiamo parlando di questa cosa qua, sarà almeno 20-30 anni che parliamo. C'è gente che sta facendo la supplenza da 10-20 anni, ma non è possibile andare avanti così. Io credo che bisogna intervenire con decisione su queste cose qua, tornare a reinvestire anche nella scuola. Se non torniamo a reinvestire nella scuola, per gli insegnanti, per gli immobili, il risultato poi sarà questo. È un segnale non positivo che diamo ai nostri ragazzi. E poi succedono questo. L'unica perplessità che ho io, però parlo un po' così da un settore che non conosco molto bene, è la questione di rinviare la data dell'inizio delle scuole, mi sembra, perché noi dobbiamo tener conto del fatto che è legato ai bambini che vanno a scuola, ci sono anche delle famiglie e purtroppo oggi lavorano tutti e due, papà e mamma lavorano tutti e due, quindi sarebbe un grosso problema. Io mi limito a dire questo, però... Sentiamo come commenta la professoressa Righettini questo servizio e le parole che abbiamo sentito. Prego, professoressa. Ma guardi, io su questo tema ogni tanto faccio fare anche qualche tesi di laurea dai miei studenti e sono nell'università da ormai diversi decenni, oserei dire, e trovo che siamo sempre a discutere degli stessi problemi, cioè l'inadeguatezza degli edifici, non si investe nell'edilizia scolastica, e soprattutto non si investe nella formazione dei docenti, come ho già detto prima, e nel reclutamento. C'è una gestione delle graduatorie che come dire, favorisce il precariato e vorrei dire che anche su questo il sindacato dovrebbe forse mettersi una mano sul cuore e pensare a cosa fare di meglio per evitare questo problema e per trovare un altro modo di gestire queste graduatorie. Il tema è molto importante perché credo che questo governo non abbia in agenda un tema come la buona scuola. Lo dimostra in particolare il fatto di avere puntato tutto sul liceo cosiddetto Made in Italy, cioè al di là del fatto che si voglia spostare l'inizio delle scuole perché fa caldo, che mi sembra anche un problema secondario dal momento che siamo alla fine di settembre, ma questo settembre è stato molto al di sotto delle medie stagionali degli altri anni e le temperature non sono state alla fine poi così elevate, ma direi che il problema è un altro, si è puntato su una battaglia ideologica che è il liceo del Made in Italy, cioè creare una nuova indirizzo di studio, e la Corte dei Conti adesso sta indagando perché questo liceo del Made in Italy è sostanzialmente andato quasi deserto in tutta Italia e conosco molti esempi di questi licei Made in Italy che sono stati istituiti e che per far funzionare questo liceo Made in Italy ci sono stati dirigenti che hanno fatto le capriole per come dire, dirottare studenti da altri licei al Made in Italy per evitare che la cosa si dimostrasse nella sua inutilità totale. Allora il problema è che finché la scuola verrà affrontata con in quest'ottica, cioè ideologica, e non legata ai problemi concreti delle famiglie, della sicurezza
e non dovremo aspettare che il tetto di qualche scuola crolli di nuovo in testa ai nostri ragazzi prima di occuparci nuovamente del tema della sicurezza, come normalmente accade, o un terremoto, che è anche un'altra questione, ma credo che il tema della sicurezza, che è sicurezza idraulica, che è sicurezza antisismica, che è sicurezza rispetto alla gestione dei device digitali, ma che è anche sicurezza, soprattutto sicurezza edilizia, non andremo da nessuna parte. E il tema del precariato e della inadeguatezza degli edifici nella loro somma danno l'idea del disastro in cui ancora versa la scuola italiana, nonostante, ripeto, ancora oggi la nostra scuola elementare, la nostra scuola media superiore sia considerata dal punto di vista didattico una scuola validissima. Però il problema è un problema che si ripete costantemente tutti gli anni e lo affrontiamo con dei palliativi, cioè lo spostamento del giorno della data di inizio delle scuole per evitare il calore, lo risolviamo col Made in Italy, come se il Made in Italy dovesse rilanciare non si sa che cosa nella scuola italiana e così via, senza affrontare i problemi reali della comunità. E però, quindi... professoressa, ha sentito anche lei che Danilo Scatolin ha detto anche il sindacato ha le sue pecche. Capisci che questi ragazzi vivono con delle istituzioni dove non c'è un punto di riferimento preciso, perché tutti sono in lite, ecco, non partecipano, non si uniscono, non ascoltano, perché giustamente lei ha detto sono da decenni che abbiamo gli stessi problemi, l'ha detto Scatolin. Ma chi è che a questo punto deve decidere? Perché se ogni volta si passano il cerino, è colpa dell'altro governo, è colpa di questo governo, le persone non sono competenti, non sono all'altezza, i burocrati ci navigano, perché questa è la verità, e chi è che paga le conseguenze? Le fragilità che sono i ragazzi. Sono loro poi che pagano le conseguenze e specialmente se hai anche dei disagi familiari ne paghi ancora di più, perché il mondo va avanti, la tecnologia va avanti. Io voglio avere quello che ha il mio amico perché è quella di ultima generazione e allora perdiamo anche quei pochi giovani perché nessuno dà delle risposte concrete a quella che è l'esigenza anche della gioventù, perché la gioventù corre, la gioventù vuole sapere, si intriga. Questa è la verità, Scatolin, però non ce la facciamo, stiamo perdendo i giovani, ha ragione lei, quelli bravi se ne vanno, ne abbiamo anche pochi, quelli che abbiamo se non li indirizziamo nella maniera giusta, che la scuola è fondamentale, perché la scuola fa crescere anche la famiglia se vuole, però fa fatica ad arrivare alla famiglia, alla scuola. Forse delle volte sono più i genitori che arrivano alla scuola e quelli sbagliati. Anche là bisognerà che ci siano pur delle regole nelle scuole. Prego, Scatolin. Beh, io credo, soprattutto per i giovani, ma l'abbiamo fatto ancora questo ragionamento, soprattutto per i giovani io credo che dobbiamo responsabilizzarli molto di più, perché i ragazzi giovani che vogliono impegnarsi ci sono, solo bisogna dargli quegli strumenti per emergere. Valorizzare il loro operato. Io credo che senza dei giovani questo paese non va da nessuna parte. E le responsabilità, purtroppo le responsabilità si tramandano di anno in anno, di governo in governo e nessuno vuole affrontare il problema. Come diceva la professoressa, il problema è strutturale. Gli immobili non è che bisogna mettere mano, ma metterci mano una volta per tutte, devono diventare un posto ideale dove studiare e anche vivere, perché altrimenti i giovani sono demoralizzati, sono disincentivati anche solo ad andare a scuola. Se io devo andare a scuola, o vuoi per il caldo, vuoi per il freddo, vuoi per il pericolo che mi cada sulla testa qualcosa, cioè anche qua non diamo quelle risposte che si aspettano. I governi hanno delle responsabilità, anche abbiamo delle responsabilità come sindacato, perché probabilmente non facciamo sentire per quanto vale la nostra parola, ma i governi devono dare risposte e le risposte partono dai finanziamenti necessari per la scuola,
per gli insegnanti, per limitare il precariato. Questo bisogna fare, secondo me. Per incentivare la formazione. Le formazioni. Questa parola magica. Abbiamo Leone da Trebaselle, che poi passiamo alla professoressa Righettini. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi occhi. Allora noi non abbiamo una buona scuola. Perché? Mancano i soldi. Però abbiamo il Presidente della Repubblica nel palazzo più costoso al mondo. Il Palazzo del Quirinale ci costa 4 volte quello che costa Buckingham Palace, il Palazzo Reale di Londra, con re, regina, principi, principesse, eccetera, eccetera. Ma è mai possibile che non si pensi che è ora di tagliare gli sprechi in questo paese e investire sulle cose importanti? Ciao Mirella, grazie. È quello che, grazie a te Leone, ecco, il popolo, il buonsenso, ecco, a noi abbiamo delle cose importanti che sono in emergenza e dobbiamo dare delle risposte. Prego professoressa Righettini. Ma io vorrei tornare sul discorso della sicurezza, perché il tema è assolutamente fondamentale e sicuramente qui c'è un problema di deleghe e un problema di competenze. La sicurezza delle scuole è una competenza provinciale. Le province sappiamo che sono in una fase di transizione, non si capisce se saranno sempre degli enti di secondo livello, cioè un ente diciamo che deriva dai comuni e quindi dai comuni che ne fanno parte, o se sarà un ente autonomo, e questa riforma non è ancora chiara diciamo nei suoi contorni. Mancano anche le risorse economiche. Il PNRR, faccio un esempio, ha stanziato molti fondi per la scuola, e però il problema qual è stato? Che le scuole dovevano fare i progetti di ristrutturazione e per attingere ai fondi PNRR. Allora c'era un grosso problema. Nel momento in cui la scuola, il comune su cui la scuola gravita, deve fare un progetto, deve avere anche le competenze al suo interno per fare questi progetti, e deve avere anche i tempi per fare questi progetti. In molti casi i comuni si sono trovati senza queste competenze per poter fare i progetti, e quindi i progetti per l'adeguamento delle scuole non sono stati fatti. Quindi gli uffici tecnici dei comuni non sono presidiati, i comuni non assumono personale, i progetti, le province non presidiano la sicurezza delle scuole. Le scuole non hanno al loro interno le competenze per far fronte a tutti questi problemi, perché non è il loro compito. All'interno di tutta questa frammentazione e disconnessione, ovviamente chi ne subisce le conseguenze sono gli utenti dei servizi, cioè i ragazzi e le famiglie che si trovano in queste situazioni. Qualche rara volta si è riusciti ad allocare i fondi in maniera adeguata, ma nella stragrande maggioranza dei casi questo non è avvenuto, ma per ragioni ancora una volta strutturali, cioè mancano soggetti, competenze e risorse anche umane, perché i comuni hanno difficoltà a reclutare personale competente in questo momento. C'è una grande domanda, ma l'attrattività dei giovani e per i giovani del lavoro pubblico in questo momento è bassissima, e questo è un altro tema. E quindi come facciamo? Perché non è riducendo i costi del Quirinale che automaticamente risolviamo anche questi problemi. Anche se avessimo i soldi a disposizione, e di soldi a disposizione ne abbiamo tantissimi con il PNRR, se non abbiamo le persone competenti, se non abbiamo... Ma mi scusi professoressa, ma allora tutti i dirigenti che paghiamo all'interno di questi enti cosa fanno, che sono, guardi, e chi li controlla? Perché a sto punto la provincia non so cos'è, non so che ruolo fa, però vediamo che ci sono centinaia di dipendenti all'interno di questi enti, e anche ci sono anche delle persone che dovrebbero dare delle risposte anche in tempi più celeri, però questo non avviene, professoressa. Purtroppo non è così, purtroppo non è così. Questa è la vulgata, questa è l'idea generale secondo cui abbiamo tanti dirigenti e tanto personale nelle amministrazioni pubbliche che non fa nulla, ma in realtà non è così. In realtà nelle amministrazioni locali italiane negli ultimi 10 anni hanno tagliato il personale e risorse
molto più di quanto non abbiano fatto gli altri paesi europei, e oggi i dipendenti pubblici delle amministrazioni locali in Italia sono i più bassi di tutti gli altri paesi europei, cioè abbiamo un livello di occupazione nel settore pubblico a livello locale che è il più basso d'Europa in questo momento, a furia di tagli e di sottrazione di risorse agli enti locali. Quindi non è vero che ci sono tanti dirigenti, perché i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di dirigenti non ne hanno proprio neanche mezzo a volte, e dividono i dirigenti con altri comuni, e non è assolutamente vero che c'è questa diciamo sovrabbondanza di personale che è pagato, strapagato per non fare nulla. È esattamente il contrario, e io credo che sia ora di invertire la narrazione sulle amministrazioni locali. Il neoeletto presidente dell'Anci Veneto, che è anche il sindaco di Treviso, su questo ha detto delle parole sacrosante. Non si può pensare che i comuni gestiscano tutti i problemi della comunità se si continuano a tagliare risorse e personale come è stato fatto negli ultimi 10 anni. E io, che ho avuto modo di lavorare anche in molti comuni negli ultimi anni, questo problema l'ho visto direttamente e so esattamente che cosa vuol dire per le amministrazioni comunali non avere abbastanza risorse umane, e i ragazzi non sono attratti da stipendi bassissimi, altissime responsabilità e scarsissime risorse pubbliche per gestire servizi e investimenti pubblici. Ma qui ci siamo, professoressa, e le do perfettamente ragione. Ma il ruolo delle province, chi è e cosa fa? Noi non sappiamo mai niente. Lei dice non ci sono i dirigenti che dicono che dovrebbero esserci, ma quelle che ci sono, cosa fanno? Chi li controlla? Ma com'è possibile che io, ecco, per un appuntamento, io parlo in generale, aspetti 2 o 3 mesi perché il dirigente provinciale, sto parlando, non riceve? Cioè capisce che il messaggio che arriva, ecco, a casa il cittadino che ha bisogno di una consulenza dice: ma questi cosa fanno? Dove sono? Non ci sono mai, non si trovano, non rispondono. Il venerdì si chiude tutto, alle 14 non c'è più anima viva, rientrano lunedì. Capisce, professoressa, che il cittadino che vede queste cose e nessuno spiega, non sa darsi spiegazione, perché lui ha bisogno di risposte. Scattolin. No, guardi, lei ha perfettamente ragione, nel senso che in qualche modo a volte non riusciamo ad avere quelle risposte. Però io credo che la professoressa abbia sollevato un grosso problema, che è quello dei salari. In Italia noi abbiamo il problema dei salari. Da 30 anni a questa parte i salari italiani siamo diventati la Cenerentola in Europa, mentre altri paesi hanno avuto aumenti adeguati del 34-35%, l'Italia siamo andati al di sotto. Poi c'è stata anche la guerra che ha causato la perdita di potere d'acquisto e abbiamo fatto il plan. Io credo che se questo paese non torna a reinvestire in sanità, scuole e trasporti e casa, noi non ne usciamo da questo problema. Bisogna... Ma scusa, trasporti in seno alla provincia o no? Certo. E allora di cosa parliamo? Certo. E allora che ente è la provincia? Come dice giustamente la professoressa Righettini, non abbiamo ancora capito bene cos'è e cosa diventerà, perché è tutto fumo. Non si capisce, adesso ci sono state le elezioni domenica qui da noi ieri, ecco il cambiamento del consiglio provinciale, ma il presidente rimane. Prossimo anno però il presidente non può più ricandidarsi perché è il secondo mandato. È tutta una storia di poltrone, ma alla fine i ragazzi che aspettano risposte, che devono andare a scuola perché la scuola non è in sicurezza, chi è che gliela deve dare? E poi c'è paga, dirigente, operaio dirigente. Vediamo come sono gli stipendi, chi ha gli stipendi adeguati e chi non li ha. Io sono convinta che alla fine quello che ne paga più conseguenze è sempre l'operaio. Andiamo, quello che lavora, perché noi in Italia paghiamo quelli che non lavorano e quelli che lavorano veramente non li paghiamo, anche li sottopaghiamo. Ecco, professoressa Righettini, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura. Io spero veramente che anche le province si riesca a capire quale sarà il loro ruolo. Qualcuno dice fondamentale o meno, non si sa ancora. Prego.
Ma io guardi, la saluto con una nota di buon auspicio, nel senso ognuno poi cerca sempre di fare quello che può nell'ambito in cui opera, e io credo che il modo migliore di lasciarci sia, come dire, in qualche modo impegnarsi a essere conseguenti rispetto a quanto si afferma, e per quello che riguarda l'università, la formazione, io credo che un compito grande che oggi ha, un ruolo grande che ha l'università oggi, sia quello di come dire, far crescere nei ragazzi la consapevolezza, uno, che il lavoro pubblico è importante, due, che bisogna fare di più per migliorare le condizioni economiche e di sicurezza del lavoro pubblico, e tre, che il rapporto con il territorio è assolutamente importante e fondamentale, quindi occorre capire la complessità delle relazioni e occorre stabilire una collaborazione concreta e efficace, lo dico da valutatrice delle politiche pubbliche, cioè che abbia effetti concreti sulla vita delle persone. Ecco, io questo è l'augurio che mi faccio e che faccio a tutti gli ascoltatori, cioè che ciascuno sia in grado di operare in questa direzione, avendo come obiettivo sempre la misurazione dei miglioramenti. Ecco, questo grazie veramente alla professoressa Maria Stella Righettini, docente di governance e valutazione politiche pubbliche, che è stata ospite a Sveglia Veneti. Grazie e buon lavoro, professoressa. Scatolin, come ci saluta? No, io saluto con un augurio anch'io che vorrei fare, perché molto spesso quando parlavamo dei salari la colpa purtroppo è anche del sindacato. Parlavo dei salari, non certo dei dirigenti, parlo degli operai, io mi ricordo. Sì, perché non si può mica fare tutta un'erba in fascia. No, è vero, è così. Giustamente, come diceva lei, io parlo dei salari dei lavoratori, degli operai e quant'altro. E delle responsabilità, io dico, le ha il sindacato. Perché molte responsabilità, se i salari sono così, forse è frutto anche di quella concertazione che ha fatto in modo che i salari non siano adeguati rispetto al costo della vita. Quindi l'augurio è che da oggi in poi qualcuno torni a fare il suo lavoro come dovrebbe essere fatto. Anche questi famosi contratti a chiamata o non a chiamata, qualcuno avrà più firmato, perché se sono legalmente i 5 euro all'ora, vuol dire che qualcuno ha firmato per questi 5 euro all'ora, non c'è niente da fare, questa è la verità. Giustamente diceva lei, ci sono salari 4 euro e qualcosa all'ordi all'ora, ma com'è possibile? Con quello che costa qualsiasi cosa che andiamo a prendere fuori. E qualcuno li firma però anche i contratti. Quindi chi firma dovrebbe fare un po' di autocritica. Grazie anche a Danilo Scatolin, rappresentante legale Sindacato Generale di Base Veneto e Treviso. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Marco Donadel, sindaco di Roncade, primo mandato centrodestra, che ringrazio di essere qui questa mattina. Vediamo se è collegata anche da Venezia l'avvocato Mariangela Semenzato, eccola qua, presidente Comitato Pari Opportunità Ordine di Avvocati di Venezia. Grazie anche a lei, presidente, di essere qui a Sveglia Veneti. Allora, si parlava, presidente, con il sindaco Donadel, che è il sindaco di Roncade, di questi ragazzi. Non tanti, quei pochi che hanno alzato un po' troppo l'asticella, che veramente devono capire che le regole vanno rispettate. Ecco, sono delle regole importanti perché sono regole che mettono in sicurezza la comunità. Se tu l'alzi troppo l'asticella, perché tanto chi se ne frega, sono minore, la legge mi protegge, non mi fa più di tanto qual è il problema, famiglia, bisogna vedere se c'è la famiglia, e io intanto continuo perché tanto nessuno mi ferma. Ma anche voi come pari opportunità dovrebbe essere un tema che vi tocca, un tema che tocca tutti quanti noi, perché dobbiamo fare squadra e mettere in sicurezza la comunità.
una comunità che sta vacillando, diversamente giovane che ha paura di uscire di casa alle 17 del pomeriggio perché chissà cosa trovo, cosa non trovo, perché questo è il messaggio che è passato. Sindaci, forze dell'ordine, in balia di questi bulletti, no, ma se può, ecco, anche come pari opportunità, ecco, che percorso avete pensato di fare? Cercate anche voi di portare un qualcosa di supporto, perché veramente non sappiamo più dove andare a parare, perché sono pochi, però hanno la visibilità enorme, e questo va detto, ed è quello che vogliono. Prego, avvocato, poi anche avvocato oltretutto. Sì. Sono prima di tutto un avvocato, esatto. Altrimenti non potrei presiedere il comitato del nostro ordine, perché non sarei proprio eleggibile. Allora, è una tematica che può toccare l'attività formativa che è svolta dai comitati pari opportunità, non solo dal nostro, ma in generale da quelli italiani, sotto il profilo del contrasto alla violenza. E quindi da questo punto di vista l'attività che molti comitati svolgono è un'attività di formazione e informazione che viene svolta in termini, se vogliamo, principalmente di prevenzione. Molti di noi svolgono attività di volontariato in termini di formazione all'interno degli istituti scolastici. Io stessa ne ho svolta, ne svolgo e sicuramente ne svolgerò, spero, prima di diventare troppo anziana, proprio perché aprire un dialogo su questi temi è fondamentale. Lei ha detto una cosa molto importante: molto spesso le famiglie non ci sono. Quella che è la mia esperienza con alcuni di questi casi è proprio che le regole mancano prevalentemente per i genitori di questi ragazzi. Ciò che non si possiede è difficile trasmetterlo, o che si possiede in maniera distorta, non abbastanza interiorizzata rispetto ai confini. E quindi più che mai è importante l'attività della scuola. È vero che noi non possiamo delegare tutto quanto alla scuola, tuttavia è tramite la scuola che molto spesso riusciamo a raggiungere questi ragazzi, e già quando si riesce a intervenire in un caso, in due, in pochi, anche in termini di riflessione, si può già dire di aver iniziato a fare qualcosa. Ecco, questo è il tipo di attività che noi possiamo svolgere, proprio di contrasto alla violenza in termini di prevenzione. È un'attività che anche il nostro comitato si sta impegnando a svolgere in questi anni, proprio in collaborazione con le scuole, per dare ai ragazzi gli strumenti per riflettere su queste tematiche, per poter cambiare e anche per poter eventualmente aiutare persone che loro sappiano in difficoltà. Sentiamo come commenta il sindaco Marco Donadè, sindaco di Roncade, che con questi temi anche recentemente ha avuto a che fare, perché poi tu devi incontrare le famiglie. Certo. Ecco, le forze dell'ordine fanno quello che possono, ma poi il nocciolo duro sei questo dialogo che dovrà essere con questi genitori. Certo. Com'è la situazione, sindaco? Ha detto bene l'avvocato, bisogna lavorare soprattutto dalle famiglie con delle progettualità che concordo che devono partire dalle scuole, devono partire anche col supporto dell'amministrazione. Quando ero assessore in altro comune era stata messa in piedi una progettualità dove i vari attori erano le famiglie, gli insegnanti, le forze dell'ordine e poi alla fine anche gli operatori di strada, per cercare di intercettare quelli che erano i disagi del mondo giovanile, ma cercare anche soprattutto di far capire alle famiglie come poter agire in bene nei confronti dei propri figli. Famiglie che però a volte, sono capitati dei casi anche qui in veste di sindaco di Roncade, dove vai a contattare le famiglie per spiegare cosa è successo, cosa ha combinato il figlio o altro. Ci sono le famiglie che se lo prendono a cuore e famiglie che o non rispondono oppure ti dicono no, non è mio figlio, non è possibile, no. Cioè si nascondono dietro l'evidenza e lì bisogna lavorare molto. Poi abbiamo anche esempi positivi.
Lo raccontiamo perché voglio partire con un esempio positivo, visto che io difendo sempre i giovani, quelli bravi naturalmente. Perché in questo periodo si sente sempre parlare di baby gang, di disagio giovanile, però abbiamo anche tantissimi esempi positivi. A Roncade negli ultimi mesi, sia per quanto riguarda lo sport, abbiamo eccellenza dal punto di vista del pattinaggio, dell'atletica leggera, della danza, che hanno partecipato a campionati italiani ottenendo dei risultati anche lodevoli. Ma l'ultimo esempio ce l'ho proprio di ieri, dove un ragazzo, Tommy, dico solo il nome, Tommy, ragazzo 15-16 anni, ha ritrovato un portafoglio, un braccialetto d'oro e dei documenti e con un tantam via social e tra genitori ha restituito quanto ha ritrovato. Quindi ci sono gli esempi positivi e bisogna far conoscere anche questi. E ha fatto bene a dirlo, bravo Tommy da parte di tutti noi, ma brava anche la famiglia, perché brava vuol dire... la famiglia, lì parte tutto dalla famiglia. Là lì parte c'è tutto il dalla nocciolo famiglia. della questione. Però, avvocato, proprio come avvocato le chiedo, ma questi ragazzi che superano l'asticella, invece di far fare chissà cosa, perché non gli facciamo un bel viaggio premio e li mandiamo su posti dove veramente non c'è niente, scuola, lavoro, però non vicino a casa, dove tu esci e ti ritrovi con i soliti amici, la famiglia non c'è. Perché non facciamo dei bei viaggi in premio, li mandiamo veramente dove non c'è niente? Abbiamo dei volontari meravigliosi là, ad esempio io nomino sempre Paola Viola Fior del Cide, che lei dice sempre datemeli a me, porto via io con me, li faccio toccare con mano. Ma abbiamo proprio esempi di ragazzi che hanno cambiato proprio il modo di vedere la vita, proprio toccando dove c'è la miseria, c'è la disperazione e c'è sempre un sorriso. Possibile, si può farlo, avvocato, obbligare questi ragazzi, anzi i genitori, perché poi sono i genitori, sono minorenni, non firmo, non lo mando in viaggio premio, a fare questi viaggio premio per vedere se riusciamo a salvarli, perché qua non ce la facciamo proprio, scappano dalle comunità, si ritrovano sempre con i soliti amici, perché quello è il loro punto di riferimento, droga a naso perché la trovano in qualsiasi momento. Ecco, cosa vuole dire, avvocato? Ci potrebbe obbligare a fare questi viaggi premio, un viaggio premio? Ecco, chi è che non vorrebbe andare a quell'età magari a vedere l'Africa? Ma chi è che non vorrebbe andare? Ecco, li mandiamo a vedere cos'è l'Africa, dico l'Africa tanto per dire, perché avvocato veramente non ne possiamo più, non ne possiamo più. Pochi che tengono in mano le comunità. Prego. Mi piacerebbe dirle che si possono obbligare, però credo che lei sappia bene come me che obbligarli non è possibile. È vero che è possibile avviarli a dei progetti di volontariato. È stato fatto, si fa, in alcuni casi vengono concordati prevalentemente nei percorsi di messa alla prova che rientrano nell'ambito del procedimento penale per i minorenni. Però mi verrebbe da rispondere in maniera provocatoria con quanto alla sua domanda, che forse viaggio premio, come lei lo definisce, bisognerebbe farlo prima. O forse bisognerebbe che fossimo tutti educati a dedicare una piccola quota delle nostre ore alla settimana a fare un po' di volontariato, perché sono convinta quanto lei che uno sguardo sulla difficoltà e sulla sofferenza degli altri serva a fare da ottima messa a terra, anche per avere una visione della realtà aderente a quella che è, proprio anche per poter calibrare le proprie fortune, i propri agi, ciò di cui si dispone oggi con facilissima ingratitudine, perché noi non siamo neanche abituati alla gratitudine. Temo che molta parte del problema sia legata alla nostra, come dire, al nostro senso di colpa di adulti, che cerchiamo sempre di anticipare ai nostri giovani qualsiasi possibile forma di benessere. Lo facciamo ovviamente in buona fede, lo facciamo per affetto, senza renderci conto che a volte è necessario che sorga il desiderio prima di raggiungere un qualche risultato. Deve sorgere un desiderio, deve esserci un impegno, un percorso.
percorso che nella maggior parte di questi casi manca. La frustrazione è forte, diventa aggressività, diventa violenza, molto spesso laddove c'è tutto l'opposto della privazione. Allora, c'è avvocato, una abbiamo i situazione di carceri grande minorili abbondanza. che scoppiano, l'abbiamo sentito, abbiamo visto anche ieri certe immagini. Abbiamo il mondo del volontariato che non ha giovani, abbiamo sentito anche prima la protezione civile, mancano i giovani. E poi abbiamo tanti giovani che hanno commesso dei reati. Cos'è la messa in prova? La messa in prova è fare un percorso educativo per cercare di dire: io voglio aiutare la comunità perché ho sbagliato e adesso devo ripagare anche aiutandola. Ma quali sono questi percorsi, avvocato? No, perché se qualcuno me li spiega. Cioè il percorso è quello 2 ore alla settimana, 1 ora alla settimana a portare la borsa della spesa? Oppure andare nelle RSA a portare a spasso l'anziano, che poi trova il ragazzo da una parte e l'anziano da un'altra. Ci vuole spiegare cosa sono le messe in prova, visto che noi abbiamo un mondo del volontariato che ha bisogno, necessità, deve respirare con i giovani e non li troviamo, eppure ci sono questi giovani. Come funziona? Allora, lo sport non si può obbligare, l'ha detto il giudice Borile, l'ho avuto ospite, lo sport è nella Costituzione, ma non è previsto di fare questo percorso per la legge, percorso sportivo. L'ha detto il giudice Borile, qui davanti, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Ma allora aspettiamo di perderli questi ragazzi prima di far capire che forse anche nel mondo del volontariato, anche all'interno delle scuole, questo servizio civile andrebbe rivisto? Prego, avvocato. Guardi, molto brevemente, la messa alla prova è un metodo alternativo di risoluzione di un procedimento penale sorto a carico di un minore per un reato qualsiasi. Prevede la possibilità di concordare appunto un percorso alternativo che può essere educativo, quindi strutturato in vari modi. Chiaramente questo percorso deve essere un percorso concordato. Non può essere coercitivo, lo è blandamente nella misura in cui alternativo alla messa alla prova c'è un processo e quindi il processo può avere, il giudizio avrà una conclusione non felice, salvi casi limitati. Dopodiché purtroppo il sistema si inceppa anche per quella che è stata una delle cose che avete esplorato prima del nostro collegamento, cioè la mancanza di personale che si è dedicato all'amministrazione della giustizia minorile. Voglio dire, purtroppo, come sempre, sulla carta le norme sono tutte molto belle, anche ispirate a giusti ideali, dopodiché nel concreto se non abbiamo gli strumenti, non abbiamo le persone, il numero adeguato a gestire questo tipo di situazioni, i risultati sono parziali o sono anche nulli o di segno negativo. Dopodiché voglio darle anche un altro tipo di risposta, perché comunque molto spesso parliamo di grandi minori, parliamo di ragazzi che a parte qualche caso, insomma, commettono reati di una certa gravità, connotati da una certa dose di volontà, se non di piena consapevolezza del disvalore, eccetera, eccetera. Quindi lei ha ragione a dire li perdiamo, non li recuperiamo, però io vorrei anche dire si perdono, non si recuperano, cioè ci vuole anche la volontà di mettersi in questo tipo di percorso, di andare avanti, non sempre c'è, non può essere indotta e non può, secondo me molto limitatamente, può essere, come dire, trovata, individuata nel circuito penale. Questo non per dire che si debba depenalizzare o cose di questo tipo, ma per dire che purtroppo quando si arriva a queste cose qua un pezzo di strada l'abbiamo fatta e quindi invertire la rotta non è sempre facile. Non sono, come dire,
non sono gestiti nel modo ideale. Questo è il mio punto di vista. Mi scusi avvocato, ma se io mi perdo che magari per vari fattori, sempre la famiglia, perché si parte sempre da là, io devo essere recuperato, tu mi devi dare questa messa in prova che mi recupera, ma se tu metti sempre da parte, non ho in primo piano, non ho il personale, le persone che dovrei avere non le ho, noi li perdiamo questi ragazzi, perché il nemico loro ce l'hanno dietro l'angolo. E se tu non trovi questo punto di riferimento nel momento che esci e ritorni in una famiglia che non c'è, allora, sindaco, cosa facciamo? Li perdiamo? Oppure ci mettiamo tutti insieme attorno a un tavolo e vediamo chi fa cosa anche nel mondo del volontariato? Ecco, invitando anche questo ragazzo, non saranno mica dei mostri, a capire cosa vorrebbe fare nella vita, cosa le piacerebbe fare, oltre a delinquere, se per cortesia ci spiega anche cosa faceva magari prima e che non ha più fatto. Ecco, possibile che non si riesca a instaurare un dialogo con questi ragazzi? Lasciamo perdere la famiglia. Poi io direi che bisognerebbe iniziare anche a far lavorare le famiglie con i ragazzi, non solo i ragazzi. Ecco, lavora anche il genitore se il ragazzo sbaglia. Invece non si fa e si mette sempre davanti purtroppo la burocrazia, il poco personale, non ci sono investimenti, ma se aspettiamo ancora un po' li perdiamo veramente tutti, perché poi la mela marcia guasta anche l'albero, o sbaglio? Prego, sindaco. Beh, allora di progettualità ce ne possono essere molte. Noi adesso stiamo pensando a creare un vero e proprio sportello dove avvicinare i giovani a tutte le associazioni che ci sono sul territorio, ma ancora prima che commettano un qualsivoglia reato. La prevenzione. Esattamente, perché ci sono noi abbiamo molte associazioni sul territorio che trattano la disabilità, che riguardano gli anziani, che riguardano la protezione civile o associazioni sportive, e fare in modo, e sono tutte associazioni che ogni volta che io vado a visitare veramente ti aprono il cuore, quindi mi sembra impossibile che un giovane non riesca a percepire, non riesca a recepire determinate realtà. E stiamo cercando di creare uno sportello per far interagire i giovani con queste associazioni. Poi sono d'accordo con lei, se non ci si arriva, se le famiglie non capiscono, bisogna usare il pugno duro. Bisogna utilizzare il pugno duro. Cioè io non posso permettere che mi venga deturpato quello che è il patrimonio pubblico, ok, dove vengono spesi anche dei soldi per sistemare, per mettere a posto, e il giovane non venga sanzionato. Non si può sanzionare, ok, qui devono intervenire le famiglie. Quindi mettiamo in campo tutto ciò che è possibile per fare in modo che questo non accada, per salvare questi giovani, per fargli capire che la strada corretta è un'altra, dove non ci si arriva, pugno duro. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Adesso lei è sindaco di una realtà importante, anche vasta, però il nemico c'è dietro l'angolo e questo nemico è quello che fa male alla comunità, come dice lei. Ecco, cosa intende fare? Oltre a questo sportello di percorso, trovare un qualcosa che riesca a unire, ad esempio, prima si parlava di protezione civile. Ecco, abbiamo veramente questa protezione civile che salvaguarda anche quando c'è un'emergenza. Però mancano i giovani, sentiamo anche l'avvocato cosa ha detto, ci sono, ma la messa in prova non è così semplice, così facile da attuare, perché c'è la burocrazia, c'è poco personale, i giudici devono decidere, ma intanto allora questi giovani cosa facciamo? Protezione civile, sì, c'è la protezione civile, bisognerebbe creare delle giornate, magari un mese ad hoc all'anno dove far interagire i giovani, ma prima si parlava anche di sport. Una cosa che abbiamo messo in campo da subito, che non era mai stato fatto prima, abbiamo creato quello che è un bonus sport, per dare la possibilità a tutte le famiglie, perché oggi come oggi fare sport, ahimè, costa anche. Purtroppo. E quindi c'è il rischio che le famiglie che non riescono a far fare sport ai propri giovani, che questi ragazzi, essendo meno impegnati, possano magari prendere delle strade sbagliate. Abbiamo messo in campo un bonus sport dove, in base a quella che è la situazione economica delle famiglie, andiamo a dare fino a 200 euro per poter iscrivere il proprio figlio a fare attività sportiva. Sono tutte piccole azioni,
Cioè non bisogna pensare a un'azione univoca, bisogna pensare a creare tutte delle piccole azioni, tutte le piccole proposte che portino a... Sentiamo come commenta l'avvocato, se è una buona cosa quella che sta facendo il sindaco Donadel per aiutare le famiglie che non hanno la possibilità di far fare sport ai ragazzi. Prego, avvocato. Non posso che pensarne il meglio possibile, nel senso che qualsiasi attività in questo senso, anche di coinvolgimento così forte, è del tutto positiva. Però, avvocato, è dalla sensibilità del sindaco che avviene questo e della giunta, certo. Ma io non devo essere fortunato a trovarmi in quel paese, avere quel sindaco, io devo avere quello che mi aspetta di diritto ed è un percorso rieducativo importante. È possibile che non si riesca a capire che forse, a mio avviso, se questo ragazzo sbaglia, invece di sospenderlo, gli aumento le lezioni di studio? Gli aumento fare sport all'interno della scuola, mi sembra che quasi tutti abbiano le palestre, se uno non è proprio sfortunato, perché ci sono anche delle realtà che non hanno ancora la palestra, visto quella che abbiamo sentito anche da qualche sindaco. Ecco, forse intrigarlo di più all'interno proprio di dove lui vive quasi sempre, che è la scuola. Invece di vivere nella strada, ti faccio vivere all'interno della scuola facendo sport, ecco, studiando di più, visto che lo studio non fa di sicuro male, e magari anche trovare qualche lavoretto non sarebbe male per aiutare il sindaco. Cosa dice, avvocato? Utopia? Vedo già che guarda per aria, guarda, utopia. Tutto corretto, ma ripeto, prima di tutto bisognerebbe essere così fortunati da avere davanti qualcuno che aderisce a questo tipo di proposta, che proposta può essere e non obbligo alle condizioni attuali, perché noi attualmente non possiamo obbligare nessuno a fare quello che non vuole. Questa non è una mia posizione personale, ma è una constatazione. Scusi, non ho sentito. È quello il problema, ha detto il sindaco. Non si può obbligare a fare sport, magari, pensa a te. Il sindaco è uomo di garanzia di diritto, quindi lo sa bene quanto me, è quello il problema. Dopodiché... E lì si lavora sulle famiglie, lei trova scusi. Sì, scusate. Bravo, ma guardi, io purtroppo non voglio fare la figura della pessimista, però un'esperienza abbastanza lunga, anche di proposte fatte a istituti scolastici per progetti, per modifiche di regolamenti scolastici volti a prevedere cose di quelle che voi dite, come quelle che voi state dicendo, perché questa fu una mia proposta anni fa di modifica a un regolamento di istituto, al fine di prevedere tra le sanzioni, no, accanto alla sospensione, a tutte queste cose qua, io avevo proposto di introdurre la previsione di attività di volontariato all'interno della scuola, cioè della serie che tu, famiglia, quando iscrivi tuo figlio in quella scuola, fai una sorta di patto con l'istituto, per cui accetti che tra le sanzioni possa esserci anche la condanna, passatemi questo termine non appropriato, ma per capirci, a fare le pulizie dei bagni per una settimana, anziché la famosa sospensione con obbligo di frequenza, roba di questo genere. Io venne risposto: mai e poi mai potremmo fare una cosa simile, ma come si fa? Bastava votarlo con la maggioranza qualificata. E si sarebbe potuto fare. Poi purtroppo bisogna anche che ce lo diciamo, chi rimane a scuola nelle ore, che poi il limite che ti viene opposto è sempre quello: sì, tutto bello, ma chi è che mi tiene aperta la scuola? Vi faccio solo un esempio stupido: quest'estate, per fare 2 ore di lezione ai genitori, 2 ore di formazione gratuita ai genitori sulle tematiche della violenza di genere, che abbiamo fatto con delle colleghe e anche con una psicologa, insomma, in una scuola del Veneziano. Per riuscire a farle abbiamo dovuto supplicare in ginocchio la bidella che si fermasse 2 ore del suo tempo gratis fino alla sera per tenere la scuola aperta, perché sennò
senza la signora che gratuitamente si fermava e ci teneva la scuola aperta non avremmo fatto la lezione a quei genitori. Questa donna molto gentile, molto disponibile, ha capito che la cosa era importante, è rimasta, ma questo per dirvi che poi ci si scontra sempre con il fatto che non ci sono i soldini, non ci sono gli spazi, manca il personale. Quindi stiamo parlando non soltanto della mancanza di disponibilità delle persone che eventualmente ricevono questo tipo di servizio, se vogliamo chiamarlo così, ma anche di una carenza di struttura. Questo non ve la può risolvere né il sistema giustizia né il privato. In più state parlando con un avvocato che di solito è in tutta la catena l'anello che funziona meglio, più veloce, più propositivo, più disponibile, più elastico, perché tutti gli altri anelli non sono così, perché all'orario finisce l'ufficio, all'orario non trovi più nessuno, all'orario nessuno ti risponde più al telefono, mentre noi siamo, non dico H24 perché dormiamo, però per il resto siamo sempre molto molto attivi e proattivi. Però poi alla fine quello che noi riscontriamo è una carenza cronica. Guardi avvocato, se prima vedevo il bicchiere mezzo pieno, adesso lo vedo vuoto completamente, perché veramente l'ha spiegato molto bene. È inutile che abbiamo le idee se poi non riusciamo a realizzarle per la burocrazia, per la mancanza di personale, per gli stipendi bassi. Avvocato, devo correre, se no non ce la faccio. Prego, sindaco. Dice bene l'avvocato, il problema è anche che viviamo in un mondo dove ci sono troppe regole. Sì, servono, sono indispensabili, però come nell'esempio che ha fatto l'avvocato, in questo caso qui ci si scontra con la burocrazia. Penso solo a far fare quelle 2 ore in più che diceva prima l'avvocato di scuola. Lì come minimo ci vogliono l'assenso di entrambi i genitori, perché se sono genitori separati ci vuole l'assenso di entrambi i genitori, privacy, personale, cioè viviamo in un mondo dove non veniamo fuori da quelle che sono le regole, che molte volte vanno così a bloccare anche delle iniziative lodevoli, ma che ti arrendi nel portarle avanti proprio per la troppa burocrazia. Allora sindaco, come sarà la situazione in futuro? Perché questi ragazzi adesso inizieranno a frequentare la scuola, ecco, se non hanno ancora capito che l'asticella non va più superata, la superano tranquillamente, tanto qual è il problema? Perché abbiamo sentito, abbiamo visto, e allora lei cosa farà? Questo ascolto, questo sportello, funzionerà, non funzionerà? Allora, noi cerchiamo di metterlo in piedi questo sportello, e poi sono dell'idea che bisogna portare esempi positivi. Come quello che ha portato stamattina. Come quello che ho portato stamattina. Bisogna enfatizzare a quelli che sono gli esempi positivi e non solo parlare di baby gang o di ragazzi cosiddetti criminali, ok? Perché tante volte vengono tacciati di questo. Io sono ottimista, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, ok? Beato lei. Il messaggio, ma devo vedere il bicchiere mezzo pieno, certo, perché anch'io, oltre ad essere sindaco, sono genitore, sono papà di 2 figli di 14, di 11 anni, quindi non posso pensare... Non le sembra, sindaco, che ormai il sistema è malato, è talmente un malato grave che si fa fatica a recuperare, perché il sistema, l'ha spiegato bene l'avvocato, se ci sono le leggi, queste leggi non è che le posso cambiare dalla sera alla mattina. Certo, il sistema sicuramente... Non dico che è malato, ma sicuramente è difficile, ok? Diciamo che è difficile. Sentiamo l'avvocato, perché ormai siamo in chiusura. Avvocato, cosa vuole dire? È un sistema che è malato, difficile da cambiare. Lei aveva fatto una proposta importante, avete sentito, bastava che la maggioranza votasse e ce l'avremmo fatta. E allora cosa dobbiamo aspettarci? Prego, avvocato. Allora, vorrei aspettarmi più buona volontà da parte di tutti i vari soggetti coinvolti in tutte queste cose, ognuno per la propria parte. Reale buona volontà, non volontà fatta di parole e di ottimismo che si va sempre, come dire, non mi riferisco al sindaco che ha parlato di ottimismo, sto pensando ad altri ottimismi. È giusto fare un bilancio corretto, non è giusto che ci facciamo dei protocolli
dove scriviamo tutta una serie di cose che auspichiamo di fare sapendo già che non le faremo. È corretto fare un bilancio concreto, dire siamo senza soldi, abbiamo poche persone, cioè sapere bene da cosa stiamo partendo, perché solo così poi riusciremo a programmare un intervento anche piccolo. Faccio un esempio concreto, una cosa che io sto cercando di realizzare, spero realizzeremo con il nostro Comitato Pari Opportunità. Con un istituto scolastico superiore del Veneziano stiamo pensando di istituire un turno di disponibilità, ovviamente a titolo di mero volontariato assolutamente gratuito, perché gli studenti che hanno problemi di violenza domestica, violenza sessuale, qualsiasi forma di violenza di genere, nei quali rientrano anche i problemi di bullismo, violenza contro le persone, che voglio dire, queste dinamiche delle baby gang non sono così lontane, in modo tale che possano chiedere gratuitamente all'interno della scuola, in totale riservatezza, un colloquio informativo con un avvocato formato su queste tematiche. Sarà una cosa che noi faremo gratis, perché se non cominci a fare le cose gratis, purtroppo, come ho detto, non le fai mai, e spero che per quest'anno riusciremo a metterla a punto, perlomeno a farla partire. È necessario che si trovino persone con buone idee e con molta buona volontà. E poi ovviamente che qualcuno, nei casi in cui serve, ci metta anche un minimo di finanziamento, che spesso è molto difficile. Io spero che almeno il sindaco di Roncade, visto che appunto sembra che abbia delle buone idee e una buona sensibilità a queste cose, riesca per la propria città a farle queste cose. Poi si pensa sempre a fare grandissimi progetti, cose vaste, eccetera, senza pensare che a volte, come ha detto lei, Mirella, all'inizio, qualche volta basta un segno di vicinanza, di interesse a cambiare la vita di una persona. Non è la massa, non è la cosa travolgente, a volte basta molto poco, questa è la mia esperienza, però competenze e volontà di fare, di andare, oggi ci servono persone che vogliano andare oltre la loro stanchezza e la loro presunta mancanza di mezzi. Avvocato, devo chiudere perché ormai sono proprio in chiusura. La ringrazio di quello che ha detto. Grazie di avermi invitata. Devo chiudere, grazie all'avvocato Mariangela Semenzato, Presidente Comitato Pari Opportunità, Ordine Avvocati di Venezia. Grazie a Marco Donadel, Sindaco di Roncade, primo mandato centrodestra. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie. Fegato alla veneziana. Gli antichi romani preparavano il fegato con i fichi. Tale ricetta si chiamava ficatum, da dove deriva il termine fegato. Ricordate inoltre che il fegato alla veneziana va servito sempre ben caldo e non va mai riscaldato per non rendere duro il fegato. Ingredienti per 4 persone. 4 fette di fegato di vitello a pezzetti, 30 grammi di burro, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 cipolle di media grandezza, aceto di vino bianco, un limone, sale, pepe. In una padella con olio e burro, tagliate la cipolla a fettine sottili. E fatele appassire a fuoco lento, mescolando ogni tanto per evitare che si attacchino al fondo. Dopo circa 10 minuti, quando le cipolle saranno appassite, aggiungete il fegato. Fate cuocere il tutto per non più di 5 minuti a fiamma alta. Versate l'aceto. Fate evaporare e cucinate ancora per 1 minuto.
Aggiustate di sale, pepate e togliete il fegato dal fuoco. Quindi servite il fegato ancora caldo, con spicchi di limone e con le cipolle. E buon appetito!